Bentrovati, buongiorno telespettatori di Antenna 3 Nord-Est. Siamo rigorosamente, come sempre, in diretta per darvi conto dell'ennesima giornata sul fronte dell'emergenza coronavirus. Come ogni giorno vi racconteremo quello che sta succedendo in Veneto, ma non solo, trattandosi di una pandemia. Dobbiamo considerare tutti i livelli istituzionali, da Venezia a Bruxelles, ovviamente. Ci sono tante notizie anche oggi. Su tutte la situazione che è andata evolvendosi in Unione Europea, con il Consiglio europeo che si è riunito ieri pomeriggio. In videoconferenza i leader europei hanno concordato una linea. C'è un primo accordo, un primo sudato accordo, ma c'è qualcosa. Di questo ne parleremo con Alessandra Moretti, che è collegata via Skype con noi. Buongiorno. Grazie, buongiorno Moretti. A tutti. Fra poco dovrebbe raggiungerci anche il suo collega Gian Antonio D'Arè della Lega. Comincerei però dalle parole che sono state pronunciate ieri sera dal Premier Conte, un annuncio verso le 20:15, come spesso accade ultimamente, un annuncio dove ha sintetizzato di fatto la linea emersa durante il tavolo. Chiedo alla regia se è possibile mandare in onda il video di Conte. Buonasera, si è appena concluso il Consiglio europeo, è stato ha segnato una tappa importante nella storia europea. Tutti e 27 paesi abbiamo accettato di introdurre, per reagire a questa crisi sanitaria, a questa emergenza sanitaria, economica e sociale, uno strumento innovativo, il Recovery Fund. Sarebbe un fondo per la ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare tutti i paesi più colpiti, tra cui l'Italia, ma non solo l'Italia. È importante perché è passato anche il principio che è uno strumento urgente, è uno strumento assolutamente necessario. L'Italia è in prima fila a chiederlo e devo dire la verità che la nostra iniziativa, con la lettera firmata dagli altri 8 paesi, è stata molto importante, perché uno strumento del genere era assolutamente impensabile sino adesso. È un nuovo strumento che si aggiungerà a quelli già varati, renderà la risposta europea, ci auguriamo, molto più solida, molto più coordinata, molto più efficace. Grazie. Queste quindi le parole pronunciate ieri sera alle 8:15 dal Premier Conte, che ha così sintetizzato l'esito dell'incontro del Consiglio europeo. Conte punta tutto sul Recovery Fund, che è di fatto il fondo per la ripresa che aggancia le sue risorse nel bilancio dell'Unione Europea del 2021-2027. Recovery Fund, quindi c'è un'intesa su questo strumento, non si sa ancora come spendere questi soldi, se come sussidi o come prestiti, che è un po', diciamo, il dibattito centrale, il nodo centrale per quanto concerne gli stanziamenti europei più in generale. Moretti, innanzitutto buongiorno, chiedo a lei, è davvero uno strumento importante questo Recovery Fund, e soprattutto ha ragione Conte quando dice che era impensabile ottenerlo fino a pochi giorni fa? Beh, diciamo che è uno strumento che va a completare un'operazione da parte delle istituzioni europee straordinaria, per tempi eccezionali e straordinari. C'è da dire che ieri si è fatto un passo in avanti importante, perché si è raggiunto un accordo tra 27 paesi europei che partivano da posizioni anche molto diverse. Sono stati già stanziati subito 540 miliardi e la Commissione europea avrà il mandato entro il 6 maggio di fare una proposta operativa. Però c'è da dire questo, cioè non è che noi ieri con il Recovery Fund abbiamo fatto, diciamo, un passettino. Diciamo che il Recovery Fund rappresenterà
diciamo, un'iniezione di liquidità che non sarà più calcolata in miliardi ma in triliardi di euro, e quindi una, diciamo, operazione molto consistente, mai vista, senza precedenti, che dovrà essere immessa nell'economia reale attraverso dei fondi. Quindi noi qui parliamo non soltanto, diciamo, di prestiti a tassi agevolatissimi, ma anche a dei fondi che verranno emessi con i bond garantiti dal bilancio europeo. C'è però da dire che noi già oggi, l'Italia già oggi è attaccata al respiratore dell'Europa attraverso i 1.200 miliardi della Banca Centrale Europea, che ancora ieri ha di nuovo, diciamo, acquistato titoli italiani, diciamo, fino a 220 miliardi di titoli italiani, e ha dichiarato ieri di acquistare anche, diciamo, quelli non troppo sani che sono in pancia alle banche. Qual è adesso il vero nodo? Allora, noi non possiamo più dire che l'Europa non ha fatto niente, smettiamola con questa retorica. I soldi ci sono, adesso sta al governo e alle istituzioni statali sbullonare la burocrazia, liberare queste risorse e farle arrivare nelle tasche degli italiani, nelle tasche delle imprese, degli autonomi, delle partite IVA, degli esercenti dei ristoranti, del settore per esempio del turismo e del commercio. Questo va fatto, però non possiamo più dire che non si è fatto quello che si doveva fare da parte delle istituzioni europee. Non ci sono stati però gli Eurobond. Questo Moretti... Ci sono i recovery bond, sono i recovery ci bond. spieghi la differenza in parole povere, che differenza c'è sostanziale? Allora, intanto noi avevamo sostanzialmente chiesto anche gli Eurobond, ma lei sa che sono stati bocciati anche a causa dell'opposizione della Lega e di Forza Italia. Mentre sono stati, diciamo, accolti i recovery bond, votati sempre contro la Lega, ma sono passati questa volta, quindi la Lega non si capisce, dovete chiederlo ad Are, perché si è opposta anche ai recovery bond. I recovery bond invece ci saranno, e saranno titoli comuni che verranno emessi, garantiti dal bilancio del Parlamento europeo, che verrà, come dire, superfinanziato dagli Stati membri, e che arriveranno fino ad 1 triliardo di euro. Quindi i recovery bond andranno, diciamo, a immettere sul mercato dei titoli sani, ok? E quindi di liquidità, per andare appunto a sostenere il piano della ricostruzione per i prossimi mesi e per i prossimi anni. Quindi, secondo lei, quella di ieri è stata una risposta adeguata? Allora, la risposta di ieri è stata una risposta adeguata perché finalmente 27 paesi si sono messi d'accordo su un piano di ricostruzione straordinario e per mettere insieme le risorse comuni. Questo è un piano importante perché lei sa bene che non si mettono d'accordo neanche i governatori con il ministro, non si mettono d'accordo i comuni con i governatori, figuriamoci mettere d'accordo 27 paesi con 27 opinioni pubbliche diverse. Quindi è chiaro che diciamo, l'operazione è estremamente complessa. Ma ieri si è raggiunto un accordo importante, direi storico. Adesso però non è finita la partita, perché noi dobbiamo aiutare la Commissione a preparare un piano operativo che sia all'altezza della sfida, ma dobbiamo soprattutto dire al governo italiano: adesso non ci sono più alibi, adesso i soldi li avete, dovete spenderli nella maniera giusta. A proposito di governo italiano, il governo italiano non ha più alibi, dice lei Moretti. Governo italiano che è in difficoltà, ci sono state delle tensioni evidenti in questi giorni all'interno delle varie anime della maggioranza e all'interno del Movimento 5 Stelle stesso, soprattutto sul nodo del MES. Di fatto ieri il MES senza condizionalità o con condizionalità light è passato, quindi c'è anche questo nella dote insieme al Recovery Fund, allo SURE e alle nuove risorse del BEI. Come
farà, diciamo così, passare questo strumento il Premier Conte soprattutto all'interno dei 5 Stelle, o meglio il governo scricchiola? Ma allora, che questa maggioranza sia una maggioranza che ha delle posizioni diverse su alcuni punti, per esempio economici, sul MES, è evidente a tutti. Adesso però, secondo me, bisogna guardare al momento. Siccome noi siamo di fronte ad una situazione straordinaria e c'è bisogno di una montagna di liquidità, di soldi e di risorse per rimettere in piedi l'economia e per far ripartire le nostre aziende, noi diciamo il MES è un meccanismo che è stato stravolto, data la situazione attuale, e sono state indicate come uniche condizioni quelle di spendere i 37 miliardi che spetterebbero all'Italia per ragioni di natura sanitaria, cioè la costruzione di ospedali, per assumere nuovo personale medico, infermieristico, per la dotazione dei supporti medici, cioè una serie di risorse che aiuterebbero la sanità italiana forse ad essere messa in sesto dopo 10 anni di tagli da parte di tutte le forze politiche, tagli che ammontano a circa 35-36 miliardi. Quindi questi 37 miliardi servirebbero a questo. Il MES è stato, un ente dove siedono i capi di Stato e di governo di tutti i 27 paesi, siede anche l'Italia con una posizione molto forte, quindi è evidente che se le regole stabilite per l'utilizzo di questi 37 miliardi non ci stanno bene, noi non utilizziamo queste risorse e possiamo, decidere, scegliere di non utilizzare questi 37 miliardi. Secondo me, secondo il mio punto di vista, sarebbe sbagliato, perché sono 37 miliardi di cui 14 sono già nostri e quindi, perché non utilizzarli in un momento in cui ne abbiamo assolutamente bisogno, ma per altri, la situazione non è così. Mi auguro francamente che non ci siano posizioni ideologiche, che non siano delle battaglie politiche tanto per giocare sempre contro l'Europa, perché l'Europa è il capro espiatorio, migliore di tutti, ma che ci sia una visione comune. Guardi, ieri il capo dell'opposizione in Portogallo, che è di centrodestra, ha fatto in Parlamento un discorso straordinario dicendo: io sono all'opposizione, ma in un momento di emergenza mi sento di sostenere il governo che ha un colore politico diverso dal mio, perché in questo momento è inutile che facciamo polemiche, ma lavoriamo insieme per trovare delle soluzioni. Un po' come Berlusconi in Italia, sostanzialmente, come Forza Italia, che dice: noi voteremo il MES con condizionalità light. Berlusconi ha offerto una stampella al governo in questo momento. Diciamo che le forze politiche responsabili e che guardano le cose per quelle che sono, senza vedere sempre dei complotti, cioè mi spiega quale interesse hanno gli altri paesi europei come la Francia e la Germania o la Spagna a indebolire la posizione dell'Italia? Nessuna, perché non si salva nessuno da solo e non si salva un paese sulle debolezze degli altri. Se l'automotive tedesca ci dice per prima che ha bisogno come l'aria della manifattura italiana, è evidente che noi dobbiamo lavorare insieme affinché ovviamente ci sia una strategia comune e collettiva. Moretti, grazie mille, la ringrazio, a presto, buon lavoro. Ciao, arrivederci. Arrivederci, grazie. E c'è una staffetta ideale, perché adesso si è collegato, abbiamo avuto qualche problema di disallineamento, anche l'europarlamentare Gian Antonio D'Arè, con cui parliamo fra pochi minuti, perché ci sta aspettando da Marghera, dall'unità di crisi, la nostra Ilaria Marchiori, per il consueto aggiornamento quotidiano del Presidente Zaia. Ilaria, mi senti? Buongiorno.
Sì, buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo in attesa dell'inizio del consueto punto stampa del governatore Zaia, che inizierà alle 12:30, come ormai succede da 2 mesi a questa parte. Insieme a lui ci saranno l'assessore regionale alla sanità Lanzarin e l'assessore regionale alla protezione civile Bottacin. Cercheremo di capire quali saranno le novità di oggi, se ce ne saranno, e soprattutto passo dopo passo quello che accadrà nei prossimi giorni e quindi che cosa dovremo aspettarci anche nelle prossime settimane, perché le domande sono tante, iniziano ad arrivare anche numerose proprio alle nostre redazioni attraverso telefonate, attraverso mail, soprattutto da determinate categorie del mercato che chiedono quando e come possono riaprire. Naturalmente sappiamo che questo non dipende dalla Regione, perché il Presidente Zaia l'ha ribadito costantemente più e più volte, da quello che succederà appunto che ci comunicherà il governo, si spera a brevissimo, e dopodiché la Regione farà tutte le sue considerazioni e darà tutti i suoi via libera. Una cosa che riguarda però il veneziano è sul movimento delle imbarcazioni, perché proprio ieri è arrivata una lettera di risposta al sindaco Brugnaro, che si faceva portavoce di molte domande da parte dei residenti, ed è arrivata dal prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, che conferma: le imbarcazioni si possono utilizzare solamente per i movimenti delle persone, ovvero per tutti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o comunque per motivi di salute. Questo è importantissimo perché per chi magari non avesse seguito proprio le situazioni nello specifico su Venezia, sul territorio, ci sono state molte polemiche e anche qualche multa in queste settimane, e allora appunto il sindaco di Venezia Brugnaro, proprio per farsi portavoce di queste richieste da parte di tanti cittadini che volevano capire se potevano o meno spostarsi, il prefetto Zappalorto ha spedito questa lettera proprio al primo cittadino, una risposta che non lascia spazio ad alcun dubbio, proprio nel sottolineare più e più volte in questa lettera che gli spostamenti sono consentiti solamente per i motivi che abbiamo detto. Questo vale per i mezzi privati di trasporto della terraferma, ovviamente lo specifichiamo, stiamo parlando di auto, moto e eventualmente insomma biciclette, e si può applicare anche ai mezzi privati di trasporto su acqua, come le piccole imbarcazioni da diporto. Si legge proprio nella lettera del prefetto. L'uso delle piccole imbarcazioni può concorrere poi ad evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici e dunque a favorire le misure di contenimento da contagio del virus. Dunque insomma la lettera del prefetto è stata chiara. Questo era importante anche sottolinearlo, certo, proprio per dare chiarezza e dare delle risposte ai cittadini, però evidenziando anche che queste normative potranno cambiare davvero nel corso dei prossimi 10 giorni, nelle prossime 2 settimane, in base a quello che comunicherà ufficialmente il Premier Conte e poi a quello che deciderà la Regione e di conseguenza il primo cittadino. Ora, se non ci sono altre domande dallo studio, io restituirei la linea, così possiamo posizionarci all'interno della sede della Protezione Civile per poter attendere l'arrivo del Presidente Zaia e conoscere le novità odierne. Ilaria, assolutamente. Posso chiederti solo una cosa in velocità? Certo. Ha fatto molto clamore, ha suscitato molto interesse per ovvi motivi l'ipotesi di una riapertura sperimentale delle scuole per l'infanzia. Ieri c'è stata una riunione nel pomeriggio tra l'assessore Donazzana e l'assessore Lanzarin, le scuole materne del Veneto. È probabile che oggi Zaia ritorni su questo punto? Certo, è probabilissimo. Se non ritornerà lui, lo faremo ritornare di sicuro noi, insomma qualcuno della stampa, perché i genitori vogliono appunto delle risposte certe, chiedono anche un po' di chiarezza. Lo sappiamo che questo è un argomento che crea polemiche e dibattiti anche accesi tra chi chiede che i bambini possano insomma in qualche modo ritornare, e chi invece è preoccupato, ha dei timori, ha delle paure
paure, però allo stesso tempo i genitori che lavorano hanno bisogno di avere anche delle risposte dalla Regione e poi anche dallo Stato, quello per quanto riguarda invece la questione scuola. È ovvio che queste risposte devono arrivare insomma nei tempi brevissimi, perché comunque non manca poco al 4 maggio in cui sappiamo insomma si riaprirà gradualmente mano a mano un po' tutto, e dunque anche i genitori che rientreranno al lavoro devono sapere cosa fare, come comportarsi con i figli. E poi c'è anche soprattutto il tema, la questione di come verranno strutturate eventualmente queste giornate di rientro. Una delle ipotesi era un po' di scuola e un po' di centro estivo, è da capire, perché insomma c'è anche la questione dell'assembramento da affrontare, di come dovranno comportarsi gli insegnanti e poi anche i bambini. Sappiamo che sono piccolini, quindi non è facile seguire tutte le regole che verranno imposte, e dunque è un tema grande che va capito bene e soprattutto va strutturato proprio perché non si creino successivamente delle ulteriori problematiche, ma soprattutto degli eventuali contagi. Ilaria, grazie mille, buon lavoro, ci sentiamo dopo. A voi. Grazie Ilaria Marchiori. Adesso ritornerei al nostro ospite Gian Antonio Da Re, europarlamentare della Lega. Prima abbiamo sentito l'onorevole Moretti, che rappresenta invece l'attuale maggioranza in Europa, Partito Democratico. Il Partito Democratico è nel fronte dei socialisti progressisti che sono alleati con il Partito Popolare, che è poi quello di Angela Merkel e di Ursula von der Leyen. C'è questo Recovery Fund, c'è questo via libera degli stanziamenti straordinari della BEI e del SURE per quanto concerne le casse integrazioni. Di nero su bianco in realtà non c'è ancora granché, nel senso c'è un patto, c'è un primo accordo, ma dovranno seguire altri tavoli, altri consigli europei, anche per capire poi come ripartire queste somme, se sovvenzioni, se appunto prestiti, che è un dilemma vero e proprio. Buongiorno Da Re. Buongiorno a tutti, grazie. Ma è chiaro che io non ho seguito la mia collega perché purtroppo ho qualche problema, ho dovuto cambiare stanza e alla fine sono riuscito a collegarmi. Ecco, se vuole le sintetizzo, diciamo che l'onorevole Moretti dice è stato fatto un passo importante, il Recovery Fund è uno strumento che si rivelerà molto utile, quindi di fatto lei promuoveva l'accordo raggiunto ieri in Consiglio europeo. Questo in sintesi. Lei penso sia su un'altra linea? No, non è che noi siamo contrari all'aiuto europeo per quanto riguarda questa crisi straordinaria. Noi vogliamo invece capire le modalità con cui l'Unione Europea poi pretende il rientro, perché attenzione che stiamo parlando di prestiti, ma soprattutto se adesso c'è stato un cambio di tendenza nei nostri confronti, ma anche della Spagna e della Francia, dovuto proprio perché i tre paesi, Francia, Spagna e Italia, si sono messi chiaramente in contrapposizione con i paesi nordici, ovvero la Germania in primis e l'Olanda, che di sicuro non volevano assolutamente dare aiuti per nessun motivo. Ma siccome il mercato europeo, il principale beneficiario è proprio la Germania, ha capito che doveva fare marcia indietro. D'altra parte non si spiegherebbero le scuse di Ursula von der Leyen nei confronti dell'Italia. Allora vuol dire che la contrapposizione forte attuata all'interno sia da una parte del governo, da una parte dei 5 Stelle, ma soprattutto da parte della Lega, ha fatto sì in maniera che anche la Germania abbia iniziato a pensare in maniera diversa, e quindi la zona euro, i 19 paesi che utilizzano la moneta adesso possono lavorare su un piano diverso. Ecco, quindi mi sembra Da Re che l'accordo raggiunto ieri la soddisfi in parte. Questo è importante perché se lei, che è
in opposizione un'Europa riconosce che un passo in avanti è stato fatto, vuol dire che probabilmente un passo in avanti è stato fatto. Sì, è stato fatto un passo in avanti per il semplice motivo che sulle condizionalità del MES, sul come rientrare del MES, noi abbiamo sempre posto il punto cruciale. Non è possibile, perché se poi i soldi che ci vengono dati, i prestiti che vengono dati alle singole nazioni, poi la banca europea, il Parlamento europeo o il Consiglio dei Ministri europei dà le condizioni a ogni Stato per fare la legge di bilancio, cioè o costringerci al rientro come e cosa. Abbiamo visto cosa è successo con il governo Monti, con l'innalzamento dell'età pensionabile e con la famosa legge Fornero. Allora dobbiamo capire che questo è un fondo straordinario, un momento straordinario, e quindi noi siamo chiaramente perché ci siano tolte le condizioni che in questo momento ci sono le stesse del governo Monti. Ieri c'è stato un primo approccio e si è capito che l'aria sta cambiando, perché altrimenti salterebbe completamente in aria quella che è l'Unione Europea o comunque l'Unione Monetaria Europea. E questo ovviamente non conviene a nessuno in questa fase. Senta da Re... soprattutto alla Germania, che è il paese con il maggior beneficiario, diciamo, del mercato europeo, dell'economia europea, dell'euro, perché la trasformazione dell'euro non è stata che la trasformazione del marco in euro. Tutti i paesi che si sono agganciati hanno pagato un peso altissimo, lo abbiamo visto, insomma. Che tra l'altro quello che dice lei è in qualche modo sostenuto, corroborato dalla lettera che pochi giorni fa la Confindustria tedesca ha inviato alla Confindustria italiana, di fatto una missiva dove si diceva dobbiamo ripartire insieme perché industria tedesca e industria italiana sono legate a doppio filo. Certo, quindi, restando anche in Veneto, abbiamo distretti che ruotano attorno all'automotive tedesco, ma anche l'automotive tedesco ruota attorno ai nostri distretti. Quindi di fatto poi nella quotidianità sembra quasi che gli imprenditori abbiano in qualche modo suggerito la strada all'Europa. Certo, attenzione, perché noi stiamo parlando delle varie misure MES, BEI e SURE. Il SURE, naturalmente la cassa integrazione, è qualcosa di immediato. Si parla di intervenire per quanto riguarda la sanità e quindi nuovi ospedali e quant'altro, ma non è questo il vero problema. Il vero problema è l'aiuto alle industrie. Noi dobbiamo finanziare le industrie perché così finanziamo il lavoro e quindi la ripresa. Ecco, lei quando parla di finanziare le industrie... deve capire che deve allargare la borsa della spesa. Dobbiamo fare, cioè emettere dei buoni propri, e naturalmente con la garanzia della BCE, perché hanno fatto così gli americani, hanno fatto così i giapponesi, stanno facendo così anche gli altri paesi fuori dalla zona euro. Quindi non possiamo tenere chiusa, è inflazione. È un finanziamento straordinario che deve fatto, è come finita una guerra. Ecco, per essere ancora più precisi, lei quando parla di finanziare le imprese parla di contributi a fondo perduto più che di prestiti. Anche questo è un passaggio che va chiarito. È un passaggio fondamentale questo, perché o sono fondi a fondo perduto, altrimenti sono soltanto prestiti. I prestiti vanno chiaramente onorati con gli interessi e quant'altro, ma soprattutto in questo momento non si sono trovati, diciamo, per le linee generali. Si devono trovare il 6 maggio per stabilire e iniziare a fare qualcosa, ma arriveremo a giugno prima che ci sia, diciamo, ci siano delle norme emanate in maniera chiara, soprattutto quantificate nei numeri, perché in questo momento l'industria ha bisogno di soldi subito, non possiamo aspettare, al di là, ripeto, della cassa integrazione, che va benissimo perché diamo sostegno agli operai che sono a casa,
ma dobbiamo capire che bisogna sostenere le imprese, e le imprese vanno sostenute con dei fondi veri e non certamente con dei prestiti, perché ci sono tante imprese che i prestiti li hanno già, non possono farne di ulteriori. E darei ultima battuta, parlando di fondi comunitari si va verso una nuova programmazione 2021-2027. Ci sono però dei fondi ancora presenti che riguardano la programmazione attuale che sta arrivando verso la fine 2017-2021. Le risorse che mancano e che devono essere ancora investite da parte degli Stati, non solo dell'Italia, e che spesso vengono poi anche distribuite dalle regioni. Secondo lei devono avere altre destinazioni? Ma si possono, allora, se non sono stati utilizzati ancora oggi, si possono chiaramente utilizzare per l'emergenza sanitaria. Però bisogna ricordare che il 40% del bilancio europeo va, diciamo, in quella che è l'agricoltura, altro capitolo molto importante che deve essere sostenuto. Quindi non so, perché numeri non ce ne sono, bilanci non si è parlato, ma soprattutto in questo momento diciamo, è saltato tutto, perché si parlava di 1.000 miliardi diciamo, per quanto riguarda il Green Deal e quant'altro. Credo che questo sia passato in un secondo piano, perché adesso bisogna veramente finanziare le imprese, finanziare il lavoro. Quindi si sono rimescolate tutte le carte per quanto riguarda questa emergenza sanitaria, che non era previsto da nessuno. Sono saltate le borse, sono saltati i mercati, sono saltate le imprese e sta saltando anche l'agricoltura. Io ho visto che anche qua nella nostra zona, che è la zona del Prosecco, si parla di un 20% in meno di acquisizione del prodotto, e quindi questo vuol dire una crisi ormai chiaramente molto molto marcata, ma soprattutto dobbiamo anche finanziare in questo momento tutto quello che è il turismo. Ricordo che la prima voce del Veneto è il turismo, mi pare con 18 miliardi. Certo. Abbiamo due diciamo città importanti, che è Venezia, che è la seconda città turistica, ma la quarta è Verona, senza contare tutto il litorale, la stagione che si dovrebbe aprire in questi giorni, ma in realtà è tutto fermo. Quindi bisogna sostenere il turismo, bisogna sostenere gli imprenditori del settore, che in questo momento sono veramente nell'incapacità di aprire, anche perché non ci sono prospettive. Cioè, e come diceva appunto con contributi a fondo perduto in primis. Dare, grazie mille, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Dare. Adesso per noi c'è una breve pausa pubblicitaria, a dopo. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta per darvi conto di questa ennesima giornata sul fronte dell'emergenza coronavirus. Nella prima parte di questa diretta abbiamo sentito alcune voci autorevoli dall'Europa, gli europarlamentari Moretti e Dare, per un commento sul primo accordo raggiunto ieri all'interno del Consiglio europeo, soprattutto per quanto concerne questi Recovery Fund e sul MES senza condizionalità o con condizionalità leggere. Passi importanti, ha detto il Premier Conte, fino a poco tempo fa inimmaginabili. Abbiamo sentito le due posizioni, la Moretti, europarlamentare del Partito Democratico, che saluta con positività questo passo in avanti dell'Europa, Dare della Lega, che dice sì, qualcosa è stato fatto, ma adesso dobbiamo stare attenti soprattutto per quanto concerne l'utilizzo di questi fondi e soprattutto la modalità di impiego, se come prestiti o sovvenzioni. Ovviamente la partita è fondamentale ed è appena iniziata. Questo sul fronte europeo. C'è poi il fronte interno e il nodo soprattutto della ripartenza delle riaperture. Tra i più
incerti ci sono i ristoratori e facciamo il punto in questo servizio. Covid-19 fase 2. Siamo nella settimana cruciale, alla fine della quale il Premier Conte dovrebbe varare il tanto atteso decreto che definisce le linee guida per la riapertura dal 4 maggio. Intanto si brancola nel buio tra attese e speranze. Loro, i ristoratori, i bar, sono stati i primi a dover chiudere ed oggi si trovano probabilmente ad essere gli ultimi a riaprire. Quello che stiamo chiedendo al governo è una linea guida per quelli che saranno i parametri di controllo per la riapertura. Capire le distanze, capire se c'è l'obbligo di pannelli tra un cliente e l'altro, capire tutto quello che può essere per riorganizzare le nostre aziende. Un mondo, quello della ristorazione, estremamente vario, con problematiche diverse, dai locali più o meno grandi, plateatici diversi, possibilità di uno spazio esterno o meno, che non sanno come dovranno gestire, per non parlare degli eventi, matrimoni, battesimi, cresime. I clienti ci chiamano ma non abbiamo risposte, possiamo farli, non possiamo farli, quando potremo ricominciare? L'aperta economica è altissima, le consegne a domicilio non hanno certo risollevato le sorti. Quando si riaprirà dopo 2 mesi di chiusura le casse non si risolleveranno di certo. Di conseguenza acquisteremo meno merce e di conseguenza avremo anche una necessità inferiore di forza lavoro. I nostri collaboratori, se non vedranno rinnovata la cassa integrazione, come si interfacceranno con noi? Tutte domande che la categoria si sta facendo e alle quali non ha risposta, mentre parte la richiesta urgente al governatore Zaia di consentire, come ha da poco deliberato la Toscana, la vendita da asporto anche ai ristoranti. Questo è uno dei fronti caldi e maggiormente incerti. Per parlare di questo nodo delle riaperture, della ripartenza, siamo in collegamento via Skype con il presidente della Camera di Commercio di Treviso, Belluno, e presidente di Union Camere del Veneto, Mario Pozza. Buongiorno Pozza. Buongiorno a voi. Ecco, adesso il nodo sta tutto nella riapertura sostanzialmente. Ci stiamo lasciando fortunatamente alle spalle l'emergenza sanitaria. Chiaramente i livelli di guardia restano altissimi, ci sono centinaia di pazienti ancora ricoverati, ci sono posti letto occupati di terapia intensiva, ma non c'è più la pressione di una settimana fa, di 10 giorni fa, di 2 settimane fa. Adesso il nodo è economico, soprattutto economico. Il Premier dovrebbe fare una nuova comunicazione tra oggi pomeriggio e domani per capire, per sciogliere il nodo di possibili riaperture già lunedì, martedì della prossima settimana. Lei che notizie ha, Presidente? Sì, anche noi abbiamo queste notizie che ci dovrebbe essere questo famoso annuncio di dare delle indicazioni su quali saranno le attività che apriranno. So che il gruppo di lavoro Task Force sta lavorando su questo, mi auguro che quanto prima si decidano, perché il dramma di tutta questa vicenda è anche la mancata comunicazione di date certi, di tempi certi, e l'imprenditoria ha bisogno di certezze, non ha bisogno di annunci, e quanto prima si danno delle certezze uno riesce a programmare la propria riapertura, perché deve prendere i materiali, convocare il personale e quindi mettere in sicurezza ovviamente con i dispositivi tutti i lavoratori. C'è tutto un processo da mettere in campo. Quindi diciamo, se l'intenzione del Premier è quella di annunciare delle riaperture da lunedì 27, dovrebbe farlo già nelle prossime ore, perché comunque servono perlomeno 48 ore. No, è già tardi, perché domani è festa, domenica è festa, giusto? E quindi non riapri lunedì, riapri virtualmente, si può dire, però ci vorrà qualche giorno. Allora, se un'attività doveva partire lunedì 27, l'annuncio ci doveva stare almeno metà settimana, mercoledì questo, in modo tale, come dicevo prima, che uno si programmi. È questo, cioè bisogna probabilmente, per carità, questi comitati scientifici, tecnici, dovrebbero avere anche un supporto da chi opera, perché se non c'è un supporto di chi vive materialmente l'attività, che sia un ristoratore o un imprenditore, non la puoi conoscere. Ci sono certe dinamiche che si conoscono solo se la pratichi nel campo.
Presidente, immagino che i centralini della Camera di Commercio in queste settimane, in questi giorni, siano incandescenti per forza di cose. Qual è l'umore degli imprenditori? Cosa vi chiedono soprattutto? Ma gli imprenditori chiedono a noi se sappiamo qualcosa in più, essendo la Camera di Commercio un ente pubblico, avendo ovviamente delle relazioni, tra virgolette, privilegiate con le amministrazioni pubbliche, con la regione, governo e quant'altro. Però non è così, anche le amministrazioni pubbliche dipendono ovviamente dall'informazione che arriva da Roma, dal centro in questo caso. Perciò la disperazione di tanti è proprio, come dicevo prima, la mancanza di certezza di sapere come possiamo fare per ripartire, perché anche sul discorso delle banche, dei finanziamenti eccetera, anche lì non è ancora tutto chiaro, ci sono tante testimonianze che tante banche lavorano una diversa dall'altra, quei 25.000 euro massimi, perché è da chiarire anche questo, non sono 25.000 euro ad impresa, sono un massimo di 25.000 euro ad impresa, perché in base alla percentuale di fatturato. E questo ovviamente tanti pensano di andare in banca e di trovare che la banca ti dia i 25.000 euro perché il governo garantisce il 100%. Non è assolutamente così. E quindi anche nella comunicazione a volte c'è una comunicazione ambigua da parte di alcuni e che questo non va bene. Tra l'altro parliamo di 25.000 euro con tutti i distinguo che lei ha proposto. E parliamo di prestiti, perché in queste settimane, dal decreto Cura Italia in poi, noi parliamo prevalentemente di prestiti. Pare che nel decreto aprile, che sarà approvato, anche qui questa è una rassicurazione, entro la fine del mese, ci sia spazio per contributi a fondo perduto per il sostegno soprattutto alle spese fisse. Questo le risulta? Sarebbe la strada giusta? Ma guardi, se hanno difficoltà a dare un prestito di 25.000 euro, io non so dove si possono trovare queste risorse per darli a fondo perduto. Bisogna capire come si evolverà la situazione a Bruxelles. Ieri sera c'è stato questo annuncio del Presidente che ha detto abbiamo trovato un accordo di massima, però lo strumento ancora non si sa quale sia lo strumento. E quindi tutto dipende da lì, dalle trattative che saranno in corso nei prossimi giorni. Certamente che per il rilancio delle imprese ci vogliono risorse certe a un bassissimo costo. Io non so se non credo che avremo tanta disponibilità a dare soldi a fondo perduto, ma però che almeno fossero dei tassi di interesse bassissimi e soprattutto che ovviamente i vincoli europei dettati da Basilea siano rivisti, perché poi le banche si rifanno a quali sono gli adempimenti che loro devono mettere in atto per concedere un finanziamento, un mutuo, ed è questo. Ben venga se arrivassero fondi a fondo perduto. In una situazione disastrata come quella che ci troviamo alla riapertura con un'economia bloccata, dove abbiamo visto, cito solo per la provincia di Treviso, abbiamo avuto un calo del 73% delle esportazioni, quindi la percentuale che esporta la nostra provincia, che è un 50%, però incide nel 73% nella produzione. Questo fa capire quali sono i numeri e qual è la situazione che si trova la nostra economia. Senta, Pozza, sul fronte europeo, Unioncamere e le Camere di Commercio in generale hanno sempre molti contatti. Unioncamere del Veneto ha uno sportello Europa, voi dialogate quotidianamente con i vostri colleghi stranieri, siete portati all'internazionalizzazione, siete vocati all'internazionalizzazione. Ci fa un quadro di quello che sta succedendo altrove, per esempio in Germania. La Germania è andata avanti in queste settimane, le attività produttive sono andate avanti. Che cosa le dice il suo parigrado tedesco? O quali sono le informazioni che vi scambiate? Sì, noi abbiamo la rete delle Camere italiane all'estero, che sono camere di imprenditori italiani che operano lì con un segretario generale, con una loro operatività, che addirittura ci sono camere che sono più vecchie di camere italiane con oltre 100 anni di storia.
Noi abbiamo contatti quotidiani proprio per avere monitorata la situazione. Nella fattispecie della Germania, la Germania è già ripartita, la Volkswagen è ripartita questa settimana, che voi sapete è il più grande produttore di auto in Europa e tra i primi al mondo, e il nostro territorio, soprattutto la parte trevigiana, padovana e veneziana, è proprio, direi, complementare all'attività della Volkswagen, ma non solo di questo marchio, come BMW, come Mercedes. Qui abbiamo un distretto importantissimo nel Putazzino Mottense che riguarda l'automotive, e quindi loro sono ripartiti, noi siamo fermi al palo, però gli imprenditori mi dicono che non possono rimanere fermi al palo, perché altrimenti questi qui andranno dove? Andranno in Spagna o in Repubblica Ceca, dove hanno altri stabilimenti concorrenti ai nostri, e che questi qui sono in grado e sfruttano questa nostra fermata per poter portare via quella parte di produzione che viene fatta qui in Italia. C'è da dire un'altra cosa per i telespettatori: ci sono certe auto tedesche che noi compriamo e di marchi molto importanti, il cui il 70% della componentistica è tutto italiano. Certo. Quindi è fondamentale che questa nostra regione riparta quanto prima, perché non siamo una dipendenza tedesca, ma anche i tedeschi sono dipendenti dalle nostre fabbriche. Tra l'altro, questo magari mi ripeto questa mattina perché ne ho parlato poco fa con Darè, con l'europarlamentare, è passato un po' sotto traccia, ma la Confindustria tedesca ha scritto una lettera importante alla Confindustria italiana dicendo di fatto insieme noi dobbiamo ripartire, l'industria tedesca ha bisogno di quella italiana e viceversa. È stato un messaggio importante, significa che tra imprese forse c'è un rapporto diverso, più paritetico quasi rispetto ai rapporti politici che ci vedono in difficoltà. Sì, c'è un buon rapporto tra il mondo industriale italiano e il mondo industriale tedesco, soprattutto quello che riguarda il nord-est, tutta quest'area. Quando intendo nord-est intendo anche l'Emilia-Romagna. Ci sono i più grandi marchi prestigiosi in Emilia-Romagna, che lo conosciamo, insomma, dalla Ferrari alla Maserati alla Lamborghini, e la lista sarebbe lunga. Poi per parlare anche delle moto si potrebbe dire questo. E tutto questo comparto qui è strategico, e l'industria tedesca sa che l'industria italiana è un'industria con delle capacità e delle professionalità di primo livello, e quindi la ritiene strategica anche per la loro crescita e anche per il loro sviluppo. Perché? Perché l'industria automobilistica in Germania è l'industria per eccellenza, è la prima industria del paese, a differenza dell'Italia. E quindi loro la ritengono strategica l'Italia, e vedere insomma, e non possono permettersi che noi andiamo a rotoli, e quindi la lettera che loro hanno fatto tempo addietro è una lettera che è passata, come ha detto giustamente lei, in secondo piano, è stata poco valorizzata, però noi siamo legati a un doppio filo, sia nel settore industriale ma anche nel settore turistico. Le nostre spiagge di riferimento, per dire dal Cavallino a Bibione, dal 70 all'80% dei turisti sono turisti tedeschi, e quindi tutto quello che comporta questo movimento, cioè il manifatturiero e l'impresa turistica, che sono i due motori del nostro Veneto, sono importanti e devono essere sostenuti, e non a caso Confindustria tedesca ha mandato questa lettera ai colleghi italiani. Certo. Presidente Pozza, la ringrazio. Torneremo ad aggiornarci molto presto per capire anche quali sono le evoluzioni del governo sulle riaperture. Grazie Presidente. Grazie a voi, e per settimana prossima avremo anche buone notizie per il settore turistico, perché con l'assessore Marcato stiamo mettendo a punto una strategia proprio di sostegno ad hoc per il turismo. Quindi, dal punto di vista anche economico. Stiamo parlando di fondi di sviluppo regionale, POR, FESR? Sono dei fondi che metteremo insieme, che metterà insieme sia la Regione Veneto che le Camere di Commercio, proprio dedicate a sostenere questo importante settore, che è il più colpito, insomma, ma è colpito già da novembre con l'acqua alta, e poi adesso ovviamente col Covid.
Quindi ci sarà un bando, ci vuole un po' anticipare? Stiamo lavorando proprio per dare quelle risposte che le imprese si attendono. Ecco. Siamo fiduciosi su questo. Perfetto, e ci vogliono anche delle buone notizie. La ringrazio, Certo. Presidente, buon lavoro, Grazie. arrivederci. Abbiamo parlato di Europa, di economia, di ripartenza. Adesso prendiamoci un po' di tempo per parlare di musica, perché da poche ore è ascoltabile nelle più diffuse piattaforme digitali la canzone dedicata ai veneti nel tempo del coronavirus. È un'esclusiva di Antena 3 che vi facciamo ascoltare in anteprima. Oltre 30 gli artisti, tutti veneti, con la finalità di aiutare la nostra regione con una promessa da parte del governatore Zaia. Ma vediamo e sentiamo. Gente bella, gente bella, gente bella, noi. Ma perché gente bella? Ma direi siamo tutti gente bella, perché con quello che sta succedendo e tutto ciò a cui siamo costretti, direi che il nostro modo di reagire, che è stato veramente fantastico. Una canzone per i veneti degli artisti veneti. È quella pensata da Alberto Grollo, Stefano Dall'Armellina e Pietro Brovazzo, e cantata da oltre 30 artisti da tutta la regione. È tutto nato da questi giorni decisamente strani. Quando un artista prova un'emozione, è chiaro che cerchi un po' di tradurla in musica e in parole. Ad ognuno la sua arte, per poi ricominciare, per poter guarire. Mentre la terra ti fiorisce sotto i piedi, Per farti un po' sperare, per non dimenticare. E tra le tante parole quella prevalente è speranza. gente bella. Speranza, fantasia e soprattutto una storia da raccontare, che sia comune, che sia fatta insieme una volta ogni tanto, che ci aiuti a superare questo periodo. Torneremo a stare insieme a cantare, un po' più saggi, con più amore. Una canzone e un videoclip costruito a distanza, con telefonini e videochiamate. Però è stato un bel gioco, perché hanno partecipato artisti del calibro di Aldo Tagliapietra, Jadis, Riz, Federico Stragale, Andro Barsotti, quindi, e fino a 30 artisti. E vogliamo fare questo come un regalo a chi è in prima linea. Sasso, carta, forbici e dottori, le sfide della vita che ci rendono migliori. L'alpino che si alza, la bara senza fiori, le anime diverse che o ci vivi o qui ci muori. Quanto stavamo bene, che pensavi di star male, nei ricordi colorati delle nuvole e del mare. A mio nonno che hanno chiesto di combattere lontano, e a te che chiedo solo di stare su un divano. Una canzone che gli autori sottolineano non è fine a se stessa. Tutto quello che arriverà dalle visualizzazioni e dalla raccolta fondo andrà alla Regione Veneto. Gente bella, ancora più bella, gente bella, gente bella, noi. Canzone fatta ascoltare in anteprima al governatore Zaia, che non solo ha approvato l'iniziativa, ma avrebbe addirittura fatto una promessa. Appena terminata l'emergenza ci troveremo in uno studio di registrazione professionale e allora aspettiamo che venga a cantare con noi, perché comunque noi veneti siamo gente bella. Gente bella, gente bella, te lo voglio raccontare. Gente bella, gente bella, noi. Questa quindi è l'iniziativa corale, la nuova iniziativa corale che parte dal Veneto. Alle mie spalle vedete la sede della Protezione Civile di Marghera. Fra qualche minuto, come sempre, apparirà il governatore Zaia per le notizie di giornata. In attesa di Zaia ci colleghiamo con il collega Lorenzo Maier da Venezia, che ha degli aggiornamenti sul fronte delle spiagge. Buongiorno Lorenzo, è così? Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti voi e ai nostri telespettatori. Sì, è così, sarà una giornata, quella odierna, di intenso lavoro per gli operatori degli stabilimenti balneari, che sono all'opera qui all'Isola di Venezia per fare alcune operazioni preliminari affinché, come aveva annunciato anche ai nostri microfoni il sindaco Luigi Brugnaro,
la stagione balneare al Lido possa partire, se verrà dato ok da parte della comunità scientifica, se non ci saranno cambiamenti eccetera, possa partire già dal 4 maggio. Ecco, quindi sarà un ponte del 25 aprile di lavoro per gli operatori che cercheranno in qualche misura di salvare la stagione, di riuscire a dare un servizio. Chiaramente si partirà con la massima gradualità, abbiamo visto oggi gli operatori al lavoro che sono a lavoro con protezioni, con dispositivi eccetera, e quindi tutto è pronto per avviare una stagione che come abbiamo detto più volte viviamo di turismo, l'isola del Lido di Venezia e Venezia stessa vivono di turismo, per cui sarebbe fondamentale, diciamo così, poter dare un segnale di ripresa e di ripartenza, anche se vogliamo dal punto di vista simbolico, nel senso che non ci saranno certamente le folle almeno il 4 maggio, ma riuscire a aprire qualche ombrellone, una porzione di spiaggia sarebbe comunque una cosa positiva che diciamo darebbe il segnale a tutti che la stagione può riprendere, può ripartire. Ecco. Lorenzo, ci hai dato una notizia importante, di fatto quindi possiamo dire che dal 4 di maggio, salvo imprevisti, la stagione balneare con tutte le cautele del caso al Lido di Venezia partirà. Sì, stiamo parlando ovviamente non di tutti gli stabilimenti, ma degli stabilimenti balneari, in questo caso del Blue Moon, quelli gestiti da Venezia Spiagge, che è una società mista pubblica-privata, la cui maggioranza, il 51%, è detenuta dal comune, che infatti il sindaco la scorsa settimana aveva dato questa indicazione di provare a dare un segnale perché possa essere anche magari probabilmente di stimolo, di incoraggiamento verso gli altri operatori. Siamo passati pochi minuti fa sul lungomare appunto per verificare la situazione, abbiamo trovato gli operai al lavoro già da 10 giorni, si sta spianando il cordone dunale che è quello che diciamo delimita nella stagione invernale le capanne, e si sta cercando di attrezzare, partendo dal Blue Moon, dal piazzale Bulcintoro, una parte di spiaggia perché possa essere aperta. Sarà poi interessante capire come si aprirà, perché si sta discutendo anche sulle misure sanitarie e di sicurezza che dovranno essere messe in atto. Non ci sarà la mascherina in spiaggia, questo sembra scontato, almeno qui al Lido. La mascherina dovrà essere utilizzata ovviamente se si raggiungeranno luoghi affollati, ma non sarà richiesta la mascherina, non ci saranno le strutture in plexiglass che comporterebbero un innalzamento incredibile della temperatura. Pensate che hanno fatto delle prove e queste strutture farebbero salire la temperatura dell'aria fino a 40 gradi, quindi più che il sole sarebbe una sauna di difficile sopportazione anche per i bagnanti. Ecco. Diciamo che dopo 2 o 3 mesi di quarantena sarebbe impietoso quantomeno una vacanza di questo tipo. Ecco. Certo. Lorenzo... E poi comunque ci saranno dispositivi termoscanner per rilevare la temperatura dei bagnanti. Comunque questo è un ragionamento che si farà in questi giorni. Quello che possiamo dire è che oggi e domani saranno giornate di lavoro qui al Lido di preparazione. Lorenzo, ti ringrazio, ci colleghiamo subito con Zaia. Grazie Lorenzo. Buongiorno. Ho visto un bel articolo su Chiara, il presidente regionale del linguaggio dei segni, ho letto, no? Bene. Quindi vuol dire che abbiamo un interprete di qualità. No, siccome lei i complimenti da solo non riesce a farseli, glieli facciamo e quindi grazie anche a Chiara. Buongiorno a tutti, un saluto a tutti coloro che sono collegati. Direi, se siete pronti, andiamo anche velocemente in maniera tale che poi c'è una comunicazione che volevo darvi. Totale tamponi siamo sui 300.000 ormai, dai. 2,96, vedete sempre 9.500 più del giorno prima,
I positivi 17.229, sono 348 in più. I ricoverati in questo momento sono 1.289, 40 in meno. Voglio ricordarvi che nei positivi troviamo anche tanti asintomatici che non hanno necessità di ricovero, questo è fondamentale ricordarlo, quindi 1.289. Terapie intensive meno 10 rispetto a ieri, sono 130. I dimessi sono 2.372, sono 56 in più rispetto a ieri. I morti 1.026 e sono 1.244 in totale, quindi 1.026 e 1.244 in totale. I nati 93. Allora, vi volevo dire due considerazioni. Intanto due notizie che vi voglio dare è che ieri abbiamo avuto la videoconferenza con i... Scusate un attimo, sto cercando un dato, se mi trovi ricoverati, eccoli qua. Abbiamo avuto una videoconferenza con i colleghi presidenti di regione, si è discusso di un documento da presentare per la fase 2, per noi fondamentale visto e considerato che ormai siamo agli sgoccioli, no? Cioè nel senso che si va nella direzione di, io spero, di aprire tutto quello che si possa considerare apribile. Considerate che ho portato sempre il pensiero che il lockdown qui da noi non esiste più, peraltro stamattina c'è anche più traffico del solito, se avete notato, almeno venendo da Conegliano di traffico ne abbiamo incrociato, e c'è la volontà di far tutto questo con a fianco la comunità scientifica, questo deve essere poco ma sicuro, il che significa la volontà di portare avanti un'apertura che abbia quindi che sia valorata dal punto di vista scientifico e che sia assolutamente rispettosa delle linee guida per la messa in sicurezza dei lavoratori, di tutti gli operatori in generale e ovviamente anche della comunità. Detto questo, vi ricordate che il 13 di aprile, se vi ricordate, io ho detto guardate, facciamo un bilancio prima del 25 aprile e se i dati ci danno ragione faremo altre considerazioni. Questi erano i dati li vedete, del 13 aprile, l'ordinanza del 13 aprile ci dava 1672 ricoverati e 245 terapie intensive. Allora, i ricoverati dopo praticamente 11 giorni, la differenza è questa, vedete che ci sono praticamente 400 ricoverati in meno, 13 aprile, 24 aprile, 400 ricoverati in meno e le terapie intensive, lo capite da soli, 2,45 meno 130 fa 115, metà. Che vuol dire che il trend c'è. Io ero preoccupato di questi dati perché dicevo guardate, ricordatevi questi dati, vi ricordate quel giorno ho detto ricordatevi questi dati. Il trend c'è, la tendenza c'è, merito sicuramente importante del rispetto delle restrizioni, ma penso che sia anche doveroso da parte nostra, da parte mia in particolare che firmo, prendere atto del fatto che la tendenza c'è, per cui oggi vi annuncio a sorpresa un'ordinanza. Allora abbiamo preso, posso dire, se dovessi dare un'immagine di questa ordinanza, scrivete pure che siamo andati a raschiare sul fondo del barile, nel senso che abbiamo voluto togliere tutte quelle restrizioni che potevano essere tolte, con lucidità, con la volontà di dire che questo è frutto di un trend e quindi di una tendenza che dura ormai direi da 2 settimane, che la volontà di dire fino in fondo che alla luce di questi dati
Prima considerazione è che si possono attivare ancora, come si vuole, degli allentamenti, per quanto possibile, per quanto concessi dalla legge. Vi ricordo che le aziende non le apriamo, le chiudiamo noi, tanto è vero anche per le scuole vale questo. Dall'altro dire ai cittadini che non leggano questa ordinanza che allarga ancora di più, che non venga letta come è finita tutti in piazza a far festa, non è così. Guardate, noi questa mattina con i due assessori, con l'assessore Lanzarin e l'assessore Bottacin, abbiamo fatto la videoconferenza molto lunga con i direttori generali, insomma lo staff del Veneto della sanità, e abbiamo parlato soprattutto della fase 3. Noi non parliamo mai della fase 2 perché ormai quella l'abbiamo sedimentata, abbiamo già le linee guida, parliamo della fase 3, vuol dire reinfezione per noi, vuol dire quando tornerà il virus e la convivenza con il virus. Cioè vi ricordo che oggi abbiamo ancora 1300 persone in ospedale, ma abbiamo ancora, avete visto anche oggi, quasi 300 contagiati in più. Sono asintomatici, si va verso la bella stagione, è qualcosa che potremmo ritenere, fra virgolette, visto il passato, diciamo quasi fisiologico, non lo è, però insomma è gestibile. Però i cittadini, la preghiera che faccio, questo è un atto assolutamente doveroso nei confronti dei cittadini, firmare questa ordinanza, la quale raschia il barile fino in fondo, anche esponendoci a qualche magari, come si può dire, c'è sempre un ricorso in Italia, non si nega mai a nessuno, però insomma nell'alveo della legalità abbiamo previsto di fare quello che secondo noi è interpretabile e delegabile ancora. Allora, alla luce di questo ve lo dico, attenzione, non calate la guardia, non abbassate la guardia. Vi leggo i punti, non sono molti, però sono molto chiari. Eccoli qua. Allora, l'ordinanza praticamente prevede alcuni punti. Primo punto, è consentita la vendita di cibo da asporto da parte scusate, no, ho sbagliato qua. È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata ove possibile, previa ordinazione online o telefonica, ove possibile, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di 1 metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti, o garantendo l'igiene delle mani con idoneo gel prodotto igienizzante, e consentendo nell'eventuale locale interno la presenza di un cliente alla volta con mascherina e guanti e garantendo l'igiene delle mani e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Gestore ed addetti debbono essere muniti di mascherina e guanti, rimane sospesa la forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio. Qual è la novità? Che tutto l'asporto, il take away, funziona, non devi consumare lì, quindi vai in gelateria dove non puoi prenotare il cono di gelato, vai a prendertelo e non stai lì a leccartelo davanti al banco della gelateria o a mangiare la coppetta davanti alla gelateria e vai a casa o vai da un'altra parte. Però questo significa che tutto quello che è take away, compreso il car delivery, quindi anche per capirci la consegna, so che ci sono molte attività che consegnano addirittura in auto eccetera, è a nostro avviso, a mio avviso, visto che la firmo io, da concedere. E quindi l'unica preghiera che faccio a tutti i cittadini e agli operatori è rispettare le norme, il distanziamento, i guanti, la mascherina e l'ingresso contingentato, e non consumate sul posto il comprato, quindi la fetta di pizza, il cono di gelato o quant'altro. 2. Revoca la disposizione restrittiva relativa a vendite per abbigliamento bimbi, cartolerie e librerie. Quindi possono aprire, prima noi avevamo autorizzato 2 giorni a settimana in via Prudenziale, e perdonatemi, se tornassi indietro lo rifarei, perché partivamo da un punto zero, non sapevamo da che parte si inclinava la curva. Oggi ci si riallinea con la possibilità di aprirle in virtù anche di un DPCM che c'è. 3.
Per le opere pubbliche ammesse all'esecuzione dei lavori ascrivibili in maniera prevalente alle categorie di seguito indicate, a prescindere dai loro codici ATECO, principali o secondari intestati all'appaltatore, e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA. Cosa vuol dire? Che non andiamo più per codice ATECO ma per categorie. Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee ferroviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari, opere d'arte nel sottosuolo, quindi gallerie, condotte, tubature, tutte quelle robe, fognature eccetera, dighe, acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, opere di ingegneria naturalistica, opere strutturali speciali, demolizione di opere. Questo siamo nell'ambito... Ah, scusa. Adesso, opere pubbliche. No, mi scuso veramente con i non udenti, l'ho letto troppo in fretta. Comunque stiamo parlando di opere pubbliche. E ovviamente questo qualcuno potrebbe dire, ma perché solo quelle? Perché questo secondo il dettato e la legge secondo noi è derogabile e quindi trasformabile in ordinanza. 4. Di consentire le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata prevista dagli articoli. In poche parole, lavori edilizi sul patrimonio esistente. Sul patrimonio esistente vuol dire che non vai dentro con la ruspa e inizi i lavori per fare un condominio. Patrimonio esistente vuol dire tutto quello che è esistente, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamenti, tutte le cose che si devono fare autorizzate, anche impiantistica e tutto. 5. È consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo. L'uso agricolo c'è già, no? L'attività degli agricoltori. Per autoconsumo, anche all'interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di 1 metro, dell'uso della mascherina e delle norme igieniche. Quindi, a prescindere da dove si trovi l'orto, uno può andare a coltivarselo. Non c'è il limite comunale, per capirci. 6. È consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti. Qui dico anche che introduciamo la vendita, adesso la stiamo ancora, ve lo dico, la stiamo affinando, attendete, c'è solo un punto dell'ordinanza che stiamo chiarendo ancora con l'avvocatura, di poter autorizzare la vendita di piantine all'interno dei mercati, però lo troverete scritto o meno nell'ordinanza, adesso ma io penso insomma che ci riusciamo anche per questo. Questo punto 6 sono le fiorerie in particolar modo, perché c'è stata una circolare del Ministro dell'Agricoltura che non parla di fioreria, gira attorno al concetto come napoiana, avete presente? A sto punto lo scriviamo noi, vediamo cosa succede, perché allora in sede politica può dichiarare che le ha autorizzate, ma in sede giuridica non c'è scritto fioreria, e la fioreria è un codice ATECO, vi ricordo, però oggettivamente la vendita di fiori e piante con le modalità che abbiamo sempre detto la consentiamo ai garden, la consentiamo a tutti, non capisco per quale motivo il negozio che le vende, probabilmente anche molto in sicurezza, non debba essere autorizzato. 7. Sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di un'effettiva situazione di necessità. Quindi taglio boschivo in situazione di necessità è alberi che cadono o far legna. Fermo restando che far legna in questo periodo è difficile da giustificare, però insomma se qualcuno deve entrare nel bosco o in un'area boscata che deve fare delle manutenzioni ci può andare. 8. È consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di 1 metro tra le persone. Vabbè,
evito, e l'uso delle mascherine, i guanti oppure l'igiene delle mani. Ecco, qui vorrei dirvi, i cimiteri non sono mai stati chiusi, mai, sono chiusi in virtù di ordinanze comunali. Questa è una sorta di moral suasion, l'ho voluto mettere in ordinanza, mi rendo conto che la competenza è del sindaco se decide di chiudere e non ho nulla da dire, però abbiamo un sacco di persone, e guardate, che ci chiamano, persone che hanno perso il marito, la moglie, il bambino, figli piccoli, e che giustamente non ce la fanno a stare a casa neanche un giorno senza andare a far visita ai propri figli, ai propri coniugi, ai parenti, ai genitori. Quindi penso, e qui faccio un appello anche ai sindaci, mettiamoci tutti una mano sulla coscienza, cioè è inutile che si attenda l'apertura delle fabbriche e il cimitero, che è il luogo purtroppo non affollato per ovvi motivi, sia ancora chiuso. Quindi direi apriamo questi cimiteri e diamo modo ai cittadini di poter portare un fiore e di poter andare a far visita ai propri cari. 9, ed è l'ultimo punto, poi il resto sono tutte, insomma, il versamento delle multe, le robe eccetera, che non sto neanche qua a citarvi. Sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio, nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria. Cos'è sta roba? È gran parte del nostro turismo. Già Monti a suo tempo le fece scappare le imbarcazioni con la tassa sulle barche e andarono tutti in Croazia, no? Evitiamo che anche i pochi che sono rimasti se ne vadano anche loro, nel senso che oggettivamente è una parte importante del turismo, è una parte di economia. Sapete, ragazzi che ci hanno chiamato, che sono abituati a fare la stagione nelle darsene e non riescono a lavorare perché è tutto fermo, e sono tutti studenti, come sono tutti studenti quelli che lavorano anche in altre attività. Cerchiamo di dare, insomma, un segnale per il grande impegno che hanno avuto i veneti. Poi guardate, evito di leggervi tutto sto, le abbiamo lette tutte, no? Sì, sì. Per quanto non compreso rimane quella. Sì, ovviamente rimane l'altro per quanto non compreso, però insomma di fatto si è allargato totalmente. Dico che fanno sempre riferimento gli accordi con le parti sociali, con gli imprenditori per il discorso della tutela dei lavoratori, quindi è di default questo, che bisogna rispettare le regole e che comunque si chiede sempre l'impegno di tutti. Vi ho fatto l'esempio della gelateria, evitate di ammassarvi davanti alla vetrina della gelateria se sei da passeggio e fate in modo di distanziarvi, ma insomma io vedo civiltà in giro, non vedo persone irresponsabili. Se c'è un irresponsabile è una mela marcia, ma non, di certo è l'eccezione che conferma la regola. E vi dico infine, poi passo la parola a voi per le domande, e questa è un'ordinanza che ha validità da subito, da adesso. Considerate che io vado su, la firmo, che ora è adesso? Le 13, facciamo la comunicazione ai sindaci, facciamo che dalle 15, proprio per evitare che qualcuno dica ho visto la gelateria aperta prima che te mi abbia scritto, ecco, dalle 15, anzi ci metterò lo scrivo in ordinanza, dalle ore 15 di oggi, anzi se l'avvocato mi sente, che prepari e che verifichi la storia fino in fondo anche la storia dei rivenditori di piante e di piantine per i mercati. Voi sapete che i mercati settimanali sono autorizzati solo per la parte alimentare, perché molti cittadini ci scrivono la parte alimentare è quella, ovviamente. E ovviamente noi in questa verifica della parte alimentare abbiamo fatto verificare anche la parte che vende esclusivamente abbigliamento per bimbi, in maniera tale di agganciarci anche questa. Detto questo, vi voglio dire due cose ancora informative. Donazioni, siamo arrivati siamo verso i 56 milioni, verso i 56 non ci siamo ancora, ma insomma ci manca poco, e da ieri a oggi sono aumentati quasi di 1000 i versamenti, sono ormai sui 36.000, anzi 36.000.
E c'è una bella lettera di una bimba che voglio leggervi, che si chiama Irene Riello, di 7 anni, e mi scrive: ciao Presidente, sono Irene, non so se ti ricordi di me, sono la bambina che insieme a te ha inaugurato la Teen Zone a Padova, stiamo parlando dell'oncoematologia pediatrica, e questa è una delle pazienti, se non ricordo male. Volevo dire a tutti di rimanere in casa per non mettere a rischio persone che come me sono immunodepresse, e quindi il coronavirus può essere pericoloso. E Irene ci ha mandato anche un bel disegno e la ringraziamo, perché è uno delle centinaia di disegni che sono arrivati, e salutiamo Irene Riello e le facciamo anche tanti auguri. Per le scuole abbiamo discusso anche ieri in conferenza dei presidenti. Noi restiamo dell'idea che il provvedimento di apertura delle aziende debba avere parimenti un provvedimento assolutamente di sostegno delle famiglie rispetto a tutto quello che è il tema della gestione dei minori che non hanno le scuole aperte e che inevitabilmente in molte famiglie si ritrovano ad essere a casa abbandonati, anzi non sono abbandonati ma rischiano di essere abbandonati. E stiamo andando avanti su questo fronte. L'assessore Lanzarin poi dopo darà un aggiornamento dell'incontro avuto ieri con le scuole dell'infanzia, i 06. Qualcuno si è scandalizzato perché io ho detto che potremmo utilizzare gli edifici scolastici, ma questa non è una competenza nostra, è solo un'idea. Abbiamo molti edifici scolastici. Se è vero che magari qualcuno dice il distanziamento non si può fare alla perfezione in alcuni plessi delle scuole elementari o delle scuole dell'obbligo, è altrettanto vero che tutti gli altri edifici scolastici sono vuoti. Quindi se volessimo proprio non fare i burocrati, l'ufficio complicazioni e affari semplici, sappiamo che abbiamo delle strutture, peraltro scolastiche, che potrebbero essere utilizzate con una visione di dire, insomma, abbiamo pensato di portare gli ospedali negli alberghi, non possiamo portare uno studente delle elementari in un plesso nel quale vuoto ci sono dei banchi e dedicato ad altre scuole. Io penso di sì. Però devo anche ringraziare Coldiretti, che mi dice che hanno 301 fattorie didattiche e si vogliono mettere a disposizione e fare un progetto proprio di educazione e di sorveglianza dei minori proprio all'interno delle fattorie didattiche. 301 non sono poche, e quindi penso che sia una buona idea e assolutamente le terremo presente anche questa disponibilità, visto e considerato che ci hanno scritto una mail. Passerei la parola a voi per le domande, l'ordinanza poi ve la consegniamo. Grazie. Allora, in ordine abbigliamento per bimbi, Rete Veneta Antena 3, Prigioni, Zennaro, Salmano. Allora, via. Sì, buongiorno Presidente. Scusi, per quanto riguarda le fiorerie, anche alla luce di quello che ha detto, tutto effettivo dalle 15 di oggi, sappiamo che domani, oltre ad essere il 25 aprile, per Venezia è una giornata particolare. Esatto, quindi c'è un via libera, si potranno vendere. Guardate, quello che non c'è scritto è consentito, non c'è scritto, per cui è consentito. Quindi domani si potrà andare a comprare. Porta al bocco. Bisogna preoccupare. No, assolutamente. Grazie. Prego. Antonella Prigioni. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Mi è arrivata la domanda da parte dei poliambulatori privati che chiedono quando possono ripartire con le prestazioni ordinarie. Guarda, noi abbiamo già un piano che si sta attuando. Dal 4 noi consideriamo di tornare a pieno nell'attività ordinaria, dal 4D. Ma è una data che è rispettosa anche del fatto che ci saranno dei provvedimenti nazionali, vorremmo anche capire come orientarci. Però devo anche dire onestamente che non l'abbiamo messo nero su bianco, ma si sta già allentando. C'è un bel lavoro con i medici di base che rivedono tutte le programmazioni che sono saltate con questi 2 mesi di coronavirus. Vi ricordate quando dicevo sarà una questione di qualche mese? Lo dico a chi ha addirittura organizzato comitati per un paio di mesi, 70 giorni, forse ci arriviamo a 70 giorni, 21 febbraio, 21 marzo, 21 aprile, non arriviamo neanche a 70 giorni. Sì, forse, lasciatemelo dire, valeva forse anche la pena un po' di avere anche un po' più, come si può dire, di senso di responsabilità. Se il Presidente della Regione ti dice che è una questione di qualche mese, non ci siamo occupati di queste proteste, però hanno dato fastidio, perché quando avevamo le terapie intensive piene di persone che stavano morendo,
c'era chi si preoccupava di dire che dovevamo liberare gli ospedali, e questo non me lo dimenticherò mai. Massimo Zennaro, TGR. Presidente, io capisco, ciao, buongiorno, capisco l'ordinanza che allenta, ma come si coniuga con la necessità di muoversi solo per necessità indifferibili, come recita il DPCM? Perché abbiamo chiesto i chiarimenti e poi considerate che ad esempio tutto il cibo da sport è alimenti e il tema dei bimbi è previsto dal DPCM, librerie eccetera. L'orto è autoconsumo, quindi lo abbiamo inquadrato con la visione del cibo. I cantieri, abbiamo chiesto i chiarimenti e siamo riusciti insomma. Ma siccome so che a volte le forze dell'ordine ti fermano Beh, c'è un'ordinanza. Cioè l'ordinanza della regione fa fede, per cui io dico... non è che forse non posso interpretare, se l'ordinanza è scritta. Sì, no, io dico, mi fermano e dico sto andando a mangiare il gelato. Certo. Ok. Dopo vengono a trovarti, oppure sono stato a mangiare il gelato, tenetevi lo scontrino. Buono. Va bene, ok. Sì, però guardate, io ve l'ho detto il primo giorno, qualcuno scrive ma sbagli a dare delle regole. Io capisco che siamo un popolo inflessibile, cioè ormai, come si può dire, siamo tutti non molto avvezzi ad avere ancora altre regole, per carità, però neanche non dobbiamo giocare a guardie ai ladri, cioè, stiamo parlando di un virus che ti può far morire. Se uno vuole giocare alla roulette russa, vabbè, lo faremo anche giocare, il problema è che rischia di contagiare anche gli altri, questo è il guaio. La storia della mascherina, cioè vedo messaggi sui social, non portiamole, facciamo protesta mettendole al collo, altre menate del genere, cioè, a me sembra un'idiozia. Cioè, è come andare in ospedale e dire, boh sì, sono venuto qua, ma tu cioè, alla fine io ti sfido, non mi curo, sto solo qui a dormire e a mangiare, vabbè. Cioè, i pirla ce ne sono ancora in giro di pirla. Per cui... Grazie Albino, sempre molto galante, buongiorno a tutti. Sì, solo con voi però, galante, non con noi. Solidarietà di categoria, Presidente. No. Non spingerti oltre perché dopo rischi di far creare incidenti diplomatici. E sempre per chiarezza degli esempi, ad esempio sto andando a seminare l'orto, si può, sto andando a mangiare il gelato, sto andando a portare il bambino all'asilo, si può. È una forma di apertura. Ok, sto andando a fare la babysitter, cioè ci faccia capire un po' con altri esempi, se possibile, relativamente agli spostamenti. Allora, io penso, primo, che non dovremmo giocare a guardie ai ladri, perché i veneti si sono dimostrati persone per bene, lo hanno dimostrato nei periodi duri. Io cito sempre i ragazzi come esempio eclatante. Dall'altro, il tutto si governa con il buonsenso, no? Cioè noi non possiamo cartografare e mettere nero su bianco tutte le attività umane. Ci sono degli ambiti nei quali si possono fare le attività e le forze dell'ordine hanno dimostrato buonsenso e anche senso, come si può dire, di comunità. Scusate, il quesito che mi viene fatto da una signora che ha un familiare fuori regione che vive da solo, ha solo un figlio come riferimento e lo deve raggiungere. Ovvio che il trasferimento fuori comune, fuori regione, non c'è, è un motivo indifferibile. Se ti fermano per strada, se trovi una persona di buon senso capisce che sei un familiare in ospedale da andare a trovare. Quindi l'appello che faccio a tutti da entrambe le parti è di utilizzare il buon senso e sempre una visione che sia quella, posso dire, del bene comune, che non vuol dire che bisogna organizzare una marcia perché comunque possiamo andare negli ordini, andare di qua, di là, organizziamo una marcia con tutte le tappe, quindi siamo tranquilli, a maratona riusciamo a farla. No? Prego. Okay. Albino, anzi facciamo così, oggi non fai domande Albino, le fa solo lei. No, credo non posso, credo di rischiare grosso a giudicare lui che arriva qui. La questione dei parchi, pensiamo ai bambini, ma non so, a tutti noi, insomma. Ocio? Tutto ok? Ok. Si è emozionato, no? È una questione che deve essere affrontata, che condivido, ma ho condiviso anche la chiusura dei parchi, pur non avendola fatta noi, ma l'ha fatta a livello nazionale. E penso che il tema degli assembramenti sia stato il primo problema che il legislatore ha affrontato, no? Cioè che è quello di all'inizio, adesso perché noi abbiamo una memoria sempre labile, ma vi ricordo che all'inizio ci bastava un colpo, un'occhiata e c'era un contagio, quindi i parchi giustamente sono stati chiusi come tutti i luoghi di aggregazione delle piazze
pian piano si allenterà. Vi dirò anche una cosa che lo considero molto più praticabile, perché oggi abbiamo una cultura che 2 mesi fa non avevamo. Oggi è normale vedere uno con la mascherina. Non ditemi che la prima volta che l'avete indossata non vi sentivate a disagio, perché tutti ci siamo sentiti a disagio da sta roba. Cioè, oggi è normale, quindi nei parchi se si va con una mascherina si può andare, ma non li posso aprire io i parchi, perché la legge non me lo concede, se no li avrei aperti, tanto per capirci. Perché vedo che i veneti sono civili e hanno saputo interpretare le regole in una maniera migliore. Albino, mi sa che te passa la parola. Albino. No, grazie. Beh, Presidente, mi pare di capire che questo è il suo regalo ai veneti per la festa di liberazione di domani, insomma una sorta di... No, attenzione, non ho detto che si possono fare le grigliate in giro per i campi, sul Piave, sul Brenta. Nel senso che un anno fa lei era con il Presidente Mattarella e mi pare ricordare... Sì. Ecco. Ti è piaciuto il mio discorso? Per questo non ho avuto tempo di rileggerlo nei dettagli, però poi se pensavo possiamo... se l'avessi sul comodino ti servirebbe. Quello di Mattarella ovviamente. No, quello mio. Il suo l'ho già letto imparato a memoria, quindi lo cito soltanto agli amici, quelli più intimi ovviamente. Ecco. No, scusa per battute. No, grazie, no, ma questo serve. Domani abbiamo una data importante, il 25 aprile, che ricorderemo. Ecco, domani. Ecco, perfetto, no, immagino. Ecco, detto questo, mi pare di capire che appunto questi 9 punti, come hanno sottolineato anche i colleghi, danno diverse possibilità di libertà individuale se utilizzata con grande responsabilità. Perfetto. Mi permetto solo di dire, resta confermata però la chiusura dei supermercati domani, che è un giorno festivo. Sì. Perfetto, sì. grazie. Guardate, quella resta fino il 4. Dopodiché, sapete, qualcuno dice Zaia, ma abbiamo fatto tanti appelli in questi anni e non è mai chiusi. Li possiamo chiudere solo perché c'è lo stato di emergenza, ma noi non abbiamo titolarità sulla chiusura la domenica. Io penso che varrebbe la pena di fare finalmente una riflessione sulla chiusura domenicale, cioè a dare tranquillità alle famiglie, a dare come se un po' di respiro, ma non ho neanche trovato imprenditori che si siano venuti a lamentare, però giustamente se uno apre tutti devono aprire. Cioè, è un po' un cane che si mangia la coda. Se il legislatore a livello nazionale si decide o ci dà la competenza, se ci dà la competenza io sono per chiuderli. Se io avessi la competenza l'ordinanza la mantengo a vita. Insomma, non si muore se la domenica si sarà al supermercato. Chiaro. E ci sono altre 2 domande che arrivano qui dai colleghi, che arrivano dai lettori. Una è molto particolare: in moto o in scooter con casco jet, quindi semiaperto, bisogna avere la mascherina? Beh, questo è un paradosso incredibile. Insomma, però in linea di principio l'uscita da casa deve sempre avere la mascherina in base, e quindi anche chi non ha occultato il naso e bocca deve mettersi una mascherina. Bene. L'altra domanda è: chi ha una seconda casa di proprietà non nella sua regione potrà mai raggiungerla? Se qui nel Oggi caso no. E se uno avesse per caso l'orto in Friuli a San Vito, cosa fa? Allora, dopo, sentite, è stato Zennaro a segnalare il caso, no? Mi pareva. Poi passa. Tu non hai una proprietà da quelle parti, sì. Sapete, Zennaro e Vigneti, anche lui, no? Certo. Per citare Eracleonte da Gela, no? Sì. No, siccome leggo in giro che dicono che ho letto solo un libro, per cui cito sempre quello, cito Aristotele adesso. Cioè, Aristotele dicevano ipse dixit, no? Lui l'ha detto, no? La generazione spontanea. Evito di stare qui a spiegare queste robe, se poi qualcuno va a riprendere l'articolo che ha mandato a voi, se lo mangia da solo. Ecco, Aristotele, non vorrei passare come Aristotele e poi dire, lui l'ha detto, no? Ipse dixit, no, io non faccio giurisprudenza, dico che c'è un po' di buonsenso. Poi magari se trovo io uno che va nell'orto fuori regione gli dico, cavoli, è vero, c'è l'orto da coltivare, però c'è un po' di buonsenso. Ho anche l'impressione che ci siano poche persone che hanno l'orto fuori regione. Però io ho qualche parente in Trentino. Se saranno in montagna le verdure hanno già mangiato i caprioli e i cervi, quindi stiano a casa tranquilli. Presidente, posso? Buongiorno. C'era Massimo prima. Scusa, prego. Presidente, però allora adesso noi guardiamo i dati del Veneto e rimaniamo in Veneto, a quanto ho capito, perché l'ha appena detto, non si esce per nessun motivo. Ma guardando i dati nazionali, lei intravede così chiara come da noi questa tendenza anche in regioni contermini, diciamo anche in Lombardia? La letteratura scientifica ci dice che questi processi si attestano tutti sui 60-80 giorni, qualcuno dice 70, e le curve, ve lo dicevo ieri, sono tutte uguali. Wuhan, Hubei, la provincia, Singapore, Corea. La Corea è andata a votare il 15 di aprile.
lo dico a quelli che dicono che non si può andare a votare. Allora, qual è il tema? Io penso che pur avendo avuto forti, sì che sono in calo, pur avendo avuto situazioni diverse, pensate alla Lombardia che ha avuto la sfortuna, adesso la Lombardia, per spezzare una lancia, voglio ricordare che la Lombardia non ha iniziato così, con la curva, è iniziato così e quindi con tutti i limiti di una realtà che si ritrova un'onda di piena che è difficilmente gestibile. Però al di là di questo, non voglio fare l'avvocato difensore, dico che ormai tutti hanno comunque delle indicazioni di una direzione che si è presa. Quindi la fase acuta oggettivamente oggi è conclusa per le regioni che l'hanno avuta prima. Dopo si tratterà di vedere ovviamente le altre regioni, ma questo non ve lo so dire. Cioè, vedo che comunque i dati nazionali ci dicono che la curva di recovery è in caduta, è in netta flessione. Noi guardate nel modello che è coccolato e accarezzato tutte H24 dall'ingegner Bottacin, che è anche assessore, il modello ci dice, lo vedevamo stamattina, è un modello che ci dice che noi insomma per primi di maggio, metà maggio, dovremmo andare a rasare il suolo con la curva, nel senso che andiamo verso zero se non cambiano le condizioni. Voi ricordatevi sempre che io uso sempre il condizionale, se non cambiano le condizioni, mettetevelo di default negli articoli. Emiliano. Dopo vado sui giornali perché Grazie. Presidente, ma il discorso della prossimità, quindi della propria abitazione, persiste o, visto appunto... Ma è un decreto nazionale, noi abbiamo tolto tutti i limiti. Su questo... Abbiamo tolto tutti i limiti, li abbiamo tolti, nel senso che abbiamo tolti ancora il 13 di aprile. Oggi, in prossimità della propria abitazione, è esattamente quello che dice il decreto di Conte, del Presidente del Consiglio. Non dipende da noi questo. Se il Presidente del Consiglio avesse detto si evitino assembramenti fuori dal luogo di residenza, uno può dire a questo punto lo vado a normare, ma ha detto in prossimità della propria abitazione è molto interpretabile. Le chiedo in velocità anche un commento sulle celebrazioni appunto che sono state consentite per il 25 aprile, insomma cosa ne pensa? Si era creata la polemica, una forte polemica. Ma guardate, allora, se siamo in una fase di apertura, io direi che se apertura è, in maniera responsabile deve essere omogenea, e quindi forse qualcuno ha fatto polemica, non so, non ho seguito sta roba, per me penso che sia, come si può dire, sia stato comunque un buon segnale, perché comunque dopodiché se dai questo segnale lo devi dare anche in maniera paritetica a tutti coloro che si meritano un altrettanto segnale. Sto pensando in molti che ci chiamano per le chiese, ad esempio. Noi abbiamo un sacco di persone che ci chiamano per le chiese e quindi per le chiese, i luoghi di culto in generale, perché poi anche la comunità musulmana ci ha contattato. Io spero che dal 4 queste robe siano risolte, che sono quelle minimali, direttamente dal provvedimento del governo, perché non compete a noi. Le chiedo un ultimo commento al volo. Uno studio insomma, ha mostrato Crisanti in vetta tra gli scienziati più credibili insomma, in Italia, scelta appunto regionale, quindi del suo staff. Le chiedo se non avessimo avuto persone di questo calibro, come si sarebbe immaginato l'emergenza? La differenza la fanno sempre le donne e gli uomini su una squadra, nel senso che è il valore umano poi che definisce una squadra. Dopodiché sapete, in sanità funziona sempre che se le cose vanno male è colpa di chi governa, se vanno bene è merito degli altri, però vabbè, ce ne prendiamo atto. E Crisanti è un grande scienziato, io penso che avrà la ribalta internazionale, è uno scienziato che ha dimostrato grande valore. Dopodiché ha avuto, lo dico senza problemi e penso che lui lo confermi, ha avuto la possibilità di trovare un grande substrato di un territorio che è una sanità territoriale che esiste e funziona, di una regione che ha fatto delle scelte strategiche uniche. Pensate, se io non avessi deciso di fare 3.000 tamponi a la prova di non sarebbe il case history mondiale, ma sarebbe uno di tanti tamponamenti fatti. Grazie Presidente. Allora io darei un po' di spazio ai colleghi che premono
non essendo qua. Cominciamo dalle ultime e andiamo alle meno recenti. Alda Vanzan, Gazzettino, buongiorno. L'accesso ai cimiteri può essere comunque chiuso dai sindaci, cioè impedito dai sindaci, sì. O vale l'ordinanza del Presidente? Io infatti l'ho detto, è una moral suasion, nel senso che penso che i sindaci, che sono assolutamente persone oculate e responsabili, valuteranno fino in fondo, ma direi che sarebbe un bel segnale. Ci sono anche dei giorni di festa nei quali le feste, posso dire, sono quelle che più pesano a chi ha perso un caro, no? E in famiglia, per cui penso che il 25 aprile sia la giornata della liberazione, sia la Resistenza, sia San Marco, il Boccolo, quello che volete, ma anche magari la visita in cimitero, quindi direi che sarebbe un bel segnale. Edilizia, solo manutenzione di edifici esistenti o anche cantieri di edifici in costruzione? No, edifici esistenti. Edifici esistenti. Passiamo al collega. Ma guardate, non perché siamo degli azzeccagarbugli, per evitare che poi l'ordinanza venga impugnata proprio in maniera traumatica e allora poi ci rimettono tutti, quindi restiamo sempre sul filo del sostenibile. L'avvocatura ci dà l'ok su questa formulazione. Due domande veloci di Basso. Le camminate, resta la prossimità, e questo mi pare che l'abbiamo già detto. Sì, è vietate al Nordic Walking. No, attenzione, è una battuta perché il direttore è un grande esperto di Nordic Walking e quindi penso che la sua preoccupazione sia quella. Però insomma anche nella prossimità il Nordic Walking si riesce a fare. Domanda da giornalista, dice lui, mi verrebbe da titolare Zaia apre il Veneto. Non possono fare queste impressioni i nuovi provvedimenti che lei ha adottato? Sono in linea con l'impegno che ci siamo presi come comunità, abbiamo fatto gioco di squadra con i cittadini. Io sapevo, perché il 13 vi ho detto, ricordatevi le terapie intensive, questi due numeri, no? Che vi ho fatto vedere prima, e ve l'ho detto perché sapevo che se i numeri erano buoni per aprile, per noi insomma aprile è Resistenza, è San Marco, è Boccolo, insomma tutta una serie di valori, e poi Federico, che mi mette sempre via le carte, sa benissimo, adesso l'ho persa io, sa benissimo che questi due dati li abbiamo conservati da subito, oggi sono 130. Ecco. Questo vuol dire che il lavoro è stato fatto bene dai veneti, è giusto allentare ancora, cioè se c'è un calo non allenti, e allora non si spiega che senso ha fare i sacrifici. E Galvan, ANSA, Presidente, lei ha scritto a Conte ieri per informarlo della volontà del Veneto di riaprire scuole infanzia paritarie e nidi comunali su cui la Regione ha competenza, per sostenere le famiglie che torneranno al lavoro. Lo farete e da quando? Già dal, dopo l'assessore Lanzarin, 4 maggio? L'assessore Lanzarin dà una spiegazione che ha incontrato tutti ieri. Perfetto, un attimo ancora, il collega Erle scrive, giornale di Vicenza, anche il Veneto pensa di confermare un'ordinanza più restrittiva, piano Colau immagino si riferisca, per la fascia di età più anziana? Ma guardate, le linee guida, chiariamo subito anche per allocare bene le responsabilità, le linee guida sono nazionali, noi possiamo adottarle più restrittive ma non più estensive. Sì. Noi abbiamo il gruppo di lavoro, peraltro con la dottoressa Russo, con i servizi sociali e tutto. Cioè, la mia idea è, se volete, la mia idea è che non trovo corretto che si chiudano in casa gli anziani, punto. Cioè, perché c'è anche questa filosofia di qualcuno di dire gli anziani vanno, come si può dire, informati sui pericoli, vanno, come si può dire, documentati per bene rispetto ad alcune attenzioni che possono avere. La spesa, ad esempio, se io dovessi scrivere un regolamento, direi guarda, la spesa magari valla a fare il mattino presto se ci riesci, non nelle ore di punta perché lì trovi tanta gente e c'è possibilità di contagio. Magari potremmo chiedere ai supermercati di dedicare la prima ora agli anziani, come accade in alcuni paesi, penso sia una roba di assoluta possibilità, non so, si dice dalle 8 alle 9 le garantiamo agli over 65, agli over 70, adesso non si offenda qualcuno, ha detto che over 65 sono anziani, non sono anziani, ai saggi, boh. Il sacco delle pensa Colau degli over 60, no? Chi? Colau degli over 60. Ma ci tiene te qualcuno, vedo? Siamo a rischio. Antonella Benafatto, Asca News, modello matematico, in riferimento a quello la domanda. Volevo sapere ad oggi qual è il dato R0 per il Veneto,
si dice che si potrà avere un certo grado di sicurezza quando sarà inferiore a 1. Qual è la stima anche in base al nostro modello e ai dati epidemiologici? Allora, mi dice che l'R0 è più basso di 1, è inferiore a 1 per il discorso che i contagi sono in calo. Però l'altro dato adesso non abbiamo, possiamo anche portarvelo, insomma, una proiezione se volete, però insomma ci dà sta curva che va a scemare verso metà maggio. E di nuovo l'Avanzan, per quali casi sono possibili gli spostamenti tra comuni diversi? Tutti quelli contemplati nell'ordinanza di oggi? Sì. Un attimo ancora, scusate colleghi. No, scusa, non ho capito. No, nel proprio comune, sì, non si può uscire dal comune, cioè bisogna, attenzione, l'asporto si fa presso il proprio comune. Sì, scusate, non sono stato chiaro, è colpa mia. No, non è che uno prende cioè da Venezia va a Cortina perché se l'asporto del cervo in Salmiccia, dai. Danilo Guerretta. Sì, o sushi a guancia. Danilo Guerretta, alcune aziende potrebbero riaprire il 27, ieri la task force di Nicolau ha riespresso parere positivo, ovviamente noi attendiamo un decreto. Il presidente degli industriali veneti Carraro ha detto che non è disposto ad attendere comunicazioni domenicali per la mattina successiva, tanto vale riaprire il 4 maggio. No, ha ragione, perché le comunicazioni festive abbiamo visto che mettono in difficoltà il sistema, tanto è vero che noi abbiamo fatto oggi questa ordinanza che permette tranquillamente alla gelateria, alla pizzeria al taglio, al ristorante che anche vuol fare il take away, di dire da stasera, da domani posso partire e dire ai miei clienti anche di venire a ritirarsi sulla porta del ristorante la confezione di cibo, insomma. Guardate, poi noi siamo veneti, cioè, riusciamo ad affrontare i problemi e a risolverli. Cioè, abbiamo fatto le mascherine che non sono piaciute, ma avete fatto caso che non sono piaciute a chi non le ha portate? Rete Veneta, Antenna 3. Sì, Presidente, mi scusi, due domande. Una mi riallaccio a quella del collega su chi ha la seconda casa fuori regione. Lei ha detto non subito, no, ma si può sapere più o meno ma neanche fuori comune, cioè nella stessa regione non è che si può andare, a meno che uno non abbia l'orto nel giardino al mare piuttosto che in montagna, ma è dura da giustificare. Ok. Sì, è decreto questo, non dipende da noi. Sì, no, infatti, ma volevo capire se c'era un barlume di idea su quando ci poteva essere questo spostamento. Noi abbiamo tentato di allentare. Scusa, ma lascia finire? Deve ancora finire. Facciamo le prenotazioni. Scusa. No, stavamo parlando e ho perso il filo. No, dicevo se c'era un barlume di idea. Allora guarda, se voi guardate punto 6 o 7 della mia ordinanza, parla dei cantieri nautici, dell'ormeggio eccetera, che è già un primo sfondamento di quel fronte, perché è ovvio che uno che ha l'imbarcazione distante da casa a questo punto legittima ad esempio le manutenzioni eccetera. Io penso che dovremmo assolutamente aprire per prima questa possibilità, cioè spero vivamente, noi guardate anche oggi abbiamo un incontro, spero vivamente che si porti subito il tema delle seconde case, e poi rappresenta anche una valvola di sfogo oggettivamente, anche dal punto di vista sanitario, no? Perché si diluisce di più la pressione demografica dei territori. Ecco, poi l'altra domanda che ci arriva da vari telespettatori sulla riapertura di studi dentistici, perché sappiamo che lì l'utilizzo della mascherina è minimo. No? È un codice aperto questo, cioè quindi a me non risulta che siano chiusi. No, è un codice aperto, quindi siete l'apertura. Qualcuno ha chiuso, cioè quelli che sono chiusi perché del resto è una pratica medica, abbiamo i fisioterapisti aperti, sono chiusi per scelta, perché giustamente lavorando in cavità boccale senza mascherina, perché poi chi deve aprire la bocca non è che deve avere la mascherina. Qualche dentista si sarà posto una fase endemica di dire ma aspettiamo un attimo. Ecco, poi vabbè, l'ultima, la gelateria, ormai abbiamo parlato di questo, quindi teniamo questo esempio, però non è un indifferibile motivo, per cui c'è, allora perché c'è però confusione. è cibo da asporto ed è cibo, okay, quindi è alimento, l'alimento tu lo puoi comprare e vendere.
Quindi è per questo, se fosse un asporto di bigiotteria non si potrebbe aprire. Però per i bar possono sempre fare l'asporto e con questa ordinanza possono fare sì che i clienti vadano in loco a prendersi il panino, le robe che fanno, insomma, i bar, l'aperitivo che poi se lo portano a casa e lo consumano, però capite, fino a prima della firma il ristorante portava a casa, adesso il ristorante può aprire la porta e consegna in loco, e così vale per tutti quelli che hanno il cibo, la pasticceria, tutti. No, volevo solo fare questa considerazione con una domanda al Presidente. Mi pare quindi che i governatori, e lei nel caso specifico, abbiano dei poteri molto importanti. Ecco, qual è il limite tra la direttiva e il DPCM nazionale che fissa dei limiti coercitivi e quelli che potete esercitare voi? Ce lo può spiegare un po' di più, in termini anche proprio in linea giuridica, insomma, in modo da presentare poi... È molto chiaro, il DPCM è la pietra miliare, no? Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. All'interno di questa, nelle pieghe delle interpretazioni, cioè qui io mi assumo responsabilità, come in tutte le ordinanze, nelle pieghe delle interpretazioni con l'avvocatura cerchiamo di restare ai limiti della sostenibilità, rispettando la legge, ma di stare sul bordo. Allora, se uno vuole amministrare col terreno sicuro sta sempre dall'altra parte, no? In maniera tale che non ha mai guai. Qualcuno mi dice guarda, in Italia per non aver guai non far nulla, però capisco anche che insomma, prima ho citato le pasticcerie, sono chiuse come codice Ateco, però penso che sia un alimento. A sto punto uno non va in pasticceria, si siede per prendere il cappuccino, croissant, però può andare, possibilmente su prenotazione con una telefonata prima, ci sarà una coda come al supermercato, va a prendersi il suo plateau di pasticcini, quello che è, torna a casa e se li consuma, insomma. Abbiamo altri problemi adesso che sta lì a complicare la vita della gente. Telenuovo. Sempre per le camminate vicino casa, in prossimità. Lo stesso vale magari per la corsetta, però per lo sport agonistico penso ai tanti ragazzi che sono a casa fermi e dovrebbero invece allenarsi. L'agonismo è aperto, individuale, sì, professionisti, okay. Però è DPCM, non dipende da noi. Okay. No, c'è stato, guardate, c'è stato anche il tema delle piscine per gli allenamenti. Esatto. Ma le piscine non può aprirle lei? Non dipendono da noi, ragazzi. In piscina c'è il cloro, palestre. Fa solo che bene la piscina con il cloro. No, serio, è vero. Ragazzi, se è finita, il Presidente lascerebbe il posto all'assessore. Ci vediamo domani, stessa ora, ragazzi, se avete resistenza, se no facciamo solo. Lascio l'assessore Lanzarin, ragazzi, e grazie veramente di cuore. Grazie. Quindi domani bocco per tutte. Grazie. Grazie. Buona giornata. Allora, vi aggiorno rispetto all'incontro di ieri. Noi ieri ci siamo incontrati per il segmento 06, quindi asili nido e scuole materne. Abbiamo incontrato la parte sanitaria, quindi la prevenzione come regione e poi i pediatri di libera scelta. Abbiamo incontrato le scuole, abbiamo incontrato la FISMA, Assonidi, insomma tutte le altre sigle, l'ANCI, perché sappiamo che molte strutture sono comunali. Abbiamo aperto una discussione, quindi un confronto e un'interlocuzione con loro. La volontà che noi abbiamo espresso è quella di riaprire con determinate condizioni, questo per diversi motivi. Da primo per la questione anche di socialità pedagogica ed educativa, perché effettivamente questi bambini stanno molto soffrendo, devono tornare secondo noi a fare i bambini e a stare con gli altri bambini. Poi perché c'è comunque una questione legata anche alla ripresa lavorativa e quindi di conciliazione di tempi di lavoro, se i genitori insomma
devono tornare a lavorare, quindi avere qualcuno insomma, che accudisca i figli, perché l'alternativa è che le persone fanno da sé, quindi il rischio che non so, li lasciano al vicino, c'è l'aggregazione non controllata, quindi noi riteniamo che invece dando delle linee di indirizzo ben definito, poi parliamo di strutture accreditate, quindi strutture insomma, che hanno già passato il vaglio di determinati processi, determinate appunto considerazioni, si possa in determinate modalità riaprire. Aspettiamo che abbiamo chiesto delle osservazioni, quindi entro lunedì queste varie insomma, istituzioni che vi ho citato ci daranno delle osservazioni. Nel frattempo noi stiamo lavorando proprio per trovare le misure insomma, più giuste, le linee di indirizzo più giuste, che saranno, ve lo dico già, ma poi ne parleremo insomma, una volta un po' fatto un protocollo comune, sono quelle di distinguere le 3 tipologie, ossia diciamo così, delle istruzioni e linee guida per gli operatori, per i bambini e per i genitori che accompagnano e vanno eventualmente a prendere poi i bambini, quindi cercando di dare indicazione che vanno in questo senso. Si è parlato anche di ridurre quindi i gruppi, quindi fare gruppi un po' più piccolini, diluirli durante l'arco della giornata, poi chiaramente tutto il discorso appunto del cambio e della pulizia degli indumenti, e quindi però insomma saranno oggetto diciamo di valutazioni che faremo un po' appena arriveranno le osservazioni dei singoli, anche quelle, in modo poi da avere comunque un piano complessivo per questi. Operativo per il primo giorno di apertura, cioè per il 4? Io non lo so se sarà fattibile, insomma loro si stanno già preparando. L'obiettivo? L'obiettivo è sicuramente di cercare di allinearli rispetto alle aperture, poi sarà un giorno in più, un giorno in mezzo, insomma adesso valuteremo. Noi ci siamo comunque ci siamo lasciati con l'invio di osservazioni lunedì e poi la volta di mercoledì probabilmente facciamo un altro incontro conclusivo. So che anche, questo ci è stato detto ieri da parte dell'ufficio scolastico, anche a livello nazionale hanno fatto un gruppo di lavoro e stanno discutendo, quindi la nostra esperienza e anche il nostro apporto potrebbe essere molto utile, potremo anche partire in maniera sperimentale. Adesso valuteremo anche da cosa arriverà. Le volevo chiedere, l'idea è confermata di arrivare quindi al supporto delle famiglie fino ad agosto addirittura? Questo dipende dai gestori, siccome io so che ci sono dei gestori che hanno già detto insomma, che c'è la disponibilità anche di tenere aperto in agosto, cioè non credo che ci sia, però dipende poi da chi gestisce questi servizi. Assessore, scusa Albino, Assessore, buongiorno, giusto per far capire anche ai genitori che sono a casa, un esempio, un unico genitore che porta il bambino, immagino, con addosso mascherina e guanti, l'operatore, l'operatrice, l'educatrice diciamo con addosso mascherina e guanti, a quel punto però i bambini più piccoli da gestire magari di più all'esterno, cioè ci può aiutare a delineare una giornata non ho tipo? Ancora le linee, diciamo così, i punti da potervi, però insomma questo che lei mi ha detto insomma sono 2 cose che di default insomma ci saranno, la misurazione della temperatura, il fatto che non ci sia l'aggregazione dei genitori, quindi una sola persona fuori dai cancelli, il fatto che ci sia la stessa persona che accompagna e va poi a prendere il bambino, il cambio delle scarpe quando si arriva e poi quando si esce, cioè stiamo studiando insomma dei protocolli di questo tipo, cercando di non complicare sicuramente, ma di avere quella garanzia che è necessaria, perché riteniamo, e ripeto, che non è solo una questione di problema legato alla riapertura, ma sta diventando, e questo ce lo dicono anche gli esperti, un problema sociale, psicologico. Ci sono bambini che stanno diventando molto aggressivi a rimanere a casa, ci sono bambini che sono anche in remissione rispetto appunto a un tempo che hanno, diciamo così, perso e non si sono confrontati, relazionati con gli altri bambini, quindi anche da un punto di vista pedagogico e sociale di questo tipo. Insomma. Le volevo chiedere una domanda ancora di carattere generale. Lei conferma che il Veneto può da solo avviare questo importante esperimento? Perché leggevo oggi sui giornali che la vostra, direi interessante e lodevole iniziativa, che risponde a tantissime esigenze delle famiglie, cioè viene valutata a livello nazionale con opinioni contrastanti. Il ministro della famiglia Bonetti la pensa esattamente come voi e sostiene questa proposta, mentre mi pare all'interno dell'Istituto Superiore di Sanità la componente medica è molto più cauta, quindi
ci faccia capire se possiamo tenere aperta questa prospettiva positiva per le famiglie o se invece... Noi ci stiamo lavorando, dopodiché faremo le valutazioni anche con gli organi eventualmente superiori, però noi ci stiamo lavorando e noi faremo sì che questo piano venga anche approvato dal nostro comitato scientifico, insomma che ci sia anche il vaglio del comitato scientifico che noi abbiamo costituito regionale, dopodiché vediamo cosa succede, però io credo che insomma anche ieri diceva il Presidente, si è parlato di questa cosa perché non ci può essere una riapertura e non parallelamente insomma qualcosa che dia delle indicazioni precise alle famiglie, perché il congedo parentale, bonus per la babysitter eccetera però sono limitati, lo sappiamo, sia da un punto di vista poi perché il congedo parentale insomma però economico e quant'altro, ma anche proprio da un punto di vista relazionale, perché insomma questi bambini noi riteniamo insomma che devono un po' anche tornare a fare i bambini e quindi io penso insomma, ma questa è un'opinione mia personale, che siano meglio controllati all'interno di una struttura che ha determinate caratteristiche con determinate indicazioni che piuttosto insomma nel condominio dove si trovano 4 o 5 bambini e che sono lasciati lì e non sono controllati così. Questa è la mia opinione, poi faremo le valutazioni insomma in base a quello che emergerà, però credo che insomma mi sembra che su questa cosa con determinate indicazioni, determinate linee di indirizzo eccetera ci auguriamo insomma che ci sia comunque l'apertura su questo. Conclude Rete Veneta, Antena 3. Sì, ecco, Assessore, io ho 2 domande, una su questo argomento poi una su un altro. Prima questo, visto che lei ha evidenziato il bisogno, insomma la valenza anche psicologica e sociale di questa decisione e quindi per i bambini, ora noi sappiamo bene che la scuola è non è di competenza della Regione, ma poi ci sono in tutto questo anche i bambini un po' più grandi, quindi quelli diciamo della fascia delle scuole elementari. Si sta pensando a qualche iniziativa in tal senso proprio per loro, perché non fanno parte né di nidi né di materne, non sono abbastanza grandi per la fascia dell'età delle medie. Che noi ragioniamo su questa fascia perché è la fascia che comunque non è scuola dell'obbligo e quindi sappiamo ci sono interventi che possono essere interventi così definiti socio-educativi, quindi che non rientrano in didattica e quant'altro. Sugli altri è chiaro che c'è anche su questo insomma una riflessione che a mio parere deve essere fatta, soprattutto in relazione ai tanti spunti che abbiamo sentito rispetto ai centri estivi, ricreativi, cioè non ci sarà la ripresa delle scuole, però qualcosa, ma su questo mi auguro che si esprimano anche a livello centrale, insomma sarebbe importante. Ecco, poi un'altra domanda invece, passiamo dai bambini agli anziani, il tema delle case di riposo, perché ci siamo trovati più volte anche attraverso alcune segnalazioni, testimonianze di telespettatori che ci hanno dato un quadro un po' diverso degli ospiti delle case di riposo, ovvero quegli anziani che proprio per la situazione, per questo isolamento, per già un'ulteriore solitudine che magari affrontavano, sembra in qualche modo si stiano un po' lasciando andare, proprio il dramma della solitudine però a questo livello a 360 gradi. A lei arriva niente in tal senso? No, ma io sono convintissima che insomma sappiamo quanto è importante all'interno di una struttura come le case di riposo possa essere, cioè la visita del familiare, la parola, diciamo il sorriso che il familiare ti può portare. È chiaro che oggi siamo ancora in una situazione di emergenza, ci stiamo pensando perché è chiaro che siccome abbiamo capito che questo è un virus che attacca in maniera molto forte gli anziani, che le case di riposo per quanta blindatura noi riusciamo a dare comunque rimarranno sempre finché non ci sarà comunque un vaccino o comunque finché non ci sarà insomma una proiezione di un altro tipo, saranno sempre comunque le strutture più sensibili. È chiaro che stiamo ragionando su come anche poter superare questa cosa qui e permettere anche, non è semplice e facile, ma che è la stessa cosa degli ospedali, perché anche le visite agli ospedali, abbiamo visto che anche i reparti degli ospedali devono rimanere più blindati possibile, quindi sia case di riposo che ospedali sappiamo che sono due posti dove c'è bisogno di avere un'attenzione massima che deve coniugare però anche insomma, aspetti di altro tipo. Vediamo, insomma, noi, diceva il Presidente, abbiamo costituito un gruppo di lavoro per la terza età, insomma per gli anziani, in cui
ragioneremo anche sulle case di riposo, quindi, in cui abbiamo inserito appunto psicologi, psichiatri, sociologi, infettivologi, quindi, e cercheremo anche in questo caso di costituire un piano proprio per la riapertura, per la relazione, per la socialità e quant'altro, quindi vediamo insomma cosa emerge. Ci incontriamo la settimana prossima con questo gruppo di lavoro. Ultima cosa che dico, Carlo, poi mi taccio, noi stiamo lavorando anche, e ve l'avevo già accennato, per la riapertura dei centri semiresidenziali per disabili, perché la nostra volontà è quella dal 4 in poi, 4-5, insomma poi vedremo in base ai lavori che sono da fare all'interno di riaprire anche questi, sempre anche qui con la duplice intento di dare una risposta a queste persone, a questi ragazzi che hanno bisogno molto insomma di socialità e di relazione, e anche ai genitori che in alcuni casi sappiamo sono genitori anche anziani che cominciano a avere un carico tanto pesante. Quindi anche su questo insomma con un protocollo parallelo stiamo lavorando anche per la riapertura dei centri semiresidenziali. Allora, grazie Assessore. Io darei una parola all'Assessore Bottacin per due cose. Uno è diciamo un riferimento alla domanda di Albino che è relativa al quadro giuridico entro il quale matura l'ordinanza e poi un po' una comunicazione bella. Sì, e prima però correggo un dato che avevo dato ieri, 65.000 giornate uomo, abbiamo già superato le 70.000 giornate uomo di quei reggimenti logistici fatto da uomini e donne della protezione civile che garantiscono appunto supporto logistico in tutta questa emergenza del coronavirus, quindi gli eroi in trincea sono i medici e tutto il personale sanitario, ma dietro ci sono i reggimenti logistici che servono a vincere la guerra, che sono fatti da uomini e donne della protezione civile che, lo sottolineo 4 volte, lo fanno gratuitamente, quindi lo ribadisco ancora e colgo l'occasione per ringraziarli. Per quanto riguarda l'aspetto relativo invece alla ordinanza, ma in generale, io dal 22 febbraio partecipo ogni mattina alle 9 alla riunione del comitato operativo. La riunione del comitato operativo è presieduta dal capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli, quasi sempre è presente anche il commissario Arcuri, e poi partecipano tutte le regioni e i principali ministeri. Sulla questione delle ordinanze, quindi abbiamo approfondito alcuni aspetti e, come diceva il Presidente, abbiamo approfondito gli aspetti che possiamo approfondire, cioè quelli che lasciano delle interpretazioni. Ovviamente dove non c'è possibilità di interpretazione i codici Ateco sono quelli e non è che possiamo, dove ci sono margini di interpretazione approfondiamo, e io questa mattina dopo una settimana di approfondimenti sulla questione degli orti, sulla questione del far legna, sulla questione, tutta una serie di questioni, ho fatto presente che stavamo per uscire con un'ordinanza e ovviamente è in collegamento sempre anche il Ministero dell'Interno. Spesso c'è sia un rappresentante della Polizia di Stato oltre al rappresentante del Ministero e un rappresentante dei Vigili del Fuoco, ma il rappresentante del Ministero dell'Interno ho chiesto, in virtù appunto del fatto che ho spiegato quale ordinanza stavamo per fare, che avvisassero anche le prefetture in modo tale che ci sia un'interpretazione come dire, che non crei problemi al cittadino, perché se noi facciamo un'ordinanza interpretando, sia pur dopo discussione, il DPCM e poi dopo le forze dell'ordine statali fanno la sanzione, poi creiamo un problema al cittadino. Allora, per evitare questo tipo di problematiche, quindi più che, per rispondere alla domanda precedente, più che la preoccupazione di un'eventuale possibilità che qualcuno impugni l'ordinanza, la preoccupazione è che qualcuno faccia la sanzione al cittadino e poi il cittadino debba fare ricorso. E allora, lavorando insieme, ripeto, dal 22 di febbraio, trovandoci tutte le mattine in questa riunione, si è creato un rapporto fra le strutture in cui riusciamo anche abbastanza frequentemente, non sempre, a interloquire e quindi a trovare delle soluzioni che siano praticabili. Quindi sostanzialmente ci è stato dato una sorta di via libera, e per cui noi riteniamo che l'ordinanza così come concepita sia assolutamente, oltre che legittima, ma applicabile anche dalle forze dell'ordine statali
secondo quelli che sono i criteri che sono previsti all'interno dell'ordinanza. Poi c'è la comunicazione quella bella, e la comunicazione quella bella si sta aggirando qui tra di voi, e adesso lo facciamo venire qui il consigliere Stefano Valdegambari, che anche se nascosto dalla mascherina è facilmente riconoscibile, e la notizia bella è che grazie più che all'intervento, direi al rapporto che si è creato tra il consigliere Valdegambari e una terra che è la Serbia, e in modo particolare poi un centro per l'infanzia che è in Serbia, creato nel tempo, c'è stata, ieri è arrivata una prima tranche, oggi è venerdì, no? Ieri sì, oggi, di aiuti che questo centro per l'infanzia ha voluto raccogliere e regalare al Veneto, quindi in un rapporto di solidarietà della Serbia nei confronti del Veneto. Sono arrivate 5.000 mascherine, se non ricordo male, e 500 visiere, e arriveranno anche 3 respiratori, però non so quando, ecco. La settimana prossima, per cui io ringrazio sicuramente il consigliere Valdegambari, ma penso di ringraziare ancora di più, spero non me ne voglia, intanto i bambini, che sono stati i grandi protagonisti di questa raccolta, e poi chi ha organizzato i bambini e ovviamente ha voluto dare un segnale al nostro paese. Quindi se vuoi dire 2 parole. Buongiorno a tutti, è stata insomma una battaglia anche contro la burocrazia, perché pensate che anche come in Italia, anche in Serbia, non si possono portare all'estero dispositivi di protezione perché hanno bisogno anche loro, e devo ringraziare soprattutto l'amico Milo, che stamattina siamo stati per sdoganare alla dogana, per sdoganare questa merce già consegnata alla Regione Veneto. Milo Nesterovic, che vieni qua vicino, Milo, che è stato veramente un eroe. Lui ha passato 12 ore ieri, eravamo sempre in contatto telefonico, ha passato 12 ore alla dogana serba per cercare di capire, di portare i documenti che erano una donazione, per spiegare le cose. A un certo punto si è anche incavolato, vi dico un aneddoto, perché a un certo punto dicevano ma non potete farlo, c'è una legge che vieta questa esportazione. Lui ha dato una lettera, una mail subito al segretario del Presidente della Repubblica, il quale ha detto è rivolta al Veneto, e poi dopo un'ora è arrivata l'autorizzazione in via eccezionale a portare questi dispositivi che sono stati offerti dai bambini, raccolti dai bambini, aiutata qualche impresa locale, però i protagonisti veri sono stati i bambini di questa scuola d'infanzia. Devo dire che la sua tenacia, io dicevo lascia stare, non arriverai mai qui a Venezia, ha viaggiato tutta notte, non ha dormito stanotte, siamo andati stamattina, l'ho raggiunto, siamo andati qui appunto per lo sdoganamento e la consegna, e devo dire, io vorrei dare un grazie da parte di tutta la comunità veneta, perché loro, per questo gesto che è stato veramente a me ha commosso, perché è una cosa che dei bambini ancora 20 giorni fa siano preoccupati vedendo la nostra situazione, dire i nostri amici veneti dobbiamo aiutarli, e lui è stato anche il protagonista di questo lavoro e di solidarietà che fa molto onore a loro, e credo dovremo ricordarci per il futuro. Grazie a tutti, grazie Milo, e ringrazio a nome mio questa scuola d'infanzia. Tra l'altro io li ho conosciuti perché a dicembre dello scorso anno hanno fatto un mese di ricerca sul Veneto, sulla cultura veneta, sulle città del Veneto, sulla storia, e cosa che dovremmo fare anche nelle nostre scuole per recuperare un po' la conoscenza del nostro passato, delle nostre radici. E poi io sono stato alla conclusione di questo lavoro un sabato, che hanno fatto disegni, hanno fatto poesie, canti, canzoni, immagini, una bella festa dove tutti i bambini conoscono benissimo di quella scuola della città di Čačak, che è a 100 km più in là di Belgrado, una cittadina, e lì tutti i bambini conoscono molto bene la nostra regione, anzi io mi auguro che quanto prima potranno venire anche qui a farci visita. Grazie a tutti voi, grazie all'assessore, e era un qualcosa che ci tenevo, perché farlo conoscere, perché sono quelle piccole cose, quei piccoli gesti che poi alla fine fanno la differenza di amicizia tra i popoli. E con questa bella notizia chiudiamo qua. Grazie. Eccoci, rientriamo in studio. Avete sentito tantissimi gli spunti di oggi nel corso della
conferenza stampa di Zaia. Innanzitutto l'ordinanza, questa nuova ordinanza che entrerà in vigore probabilmente già nelle prossime ore. Zaia lo ha detto, appena finita la conferenza stampa andrò a firmare questo nuovo provvedimento che entrerà in vigore alle 15, quindi già oggi pomeriggio. Che cosa prevede? Prevede di fatto delle riaperture, non tanto un allargamento dei codici Ateco, perché questa è competenza del governo, dell'esecutivo nazionale, quanto un allentamento. Librerie, cartolerie, non ci saranno più solo 2 giorni alla settimana, ci sarà la possibilità di accelerare poi sulla consegna dei pasti a domicilio da parte dei ristoratori, c'è anche un allentamento sul fronte delle visite ai cimiteri, ma qui servirà la collaborazione dei primi cittadini. Il quadro è abbastanza articolato. Nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali entreremo nel dettaglio dell'ordinanza non appena avremo il cartaceo, quindi la vedremo insieme punto su punto. C'è poi tutto il discorso che ha fatto l'assessore Lanzarin per quanto concerne l'aspetto sociale degli asili, altro tema caldissimo, e quindi dell'apertura degli asili nido e delle scuole materne per il periodo di maggio e per l'estate, così da venire incontro alle famiglie. Ma anche su questo tema ritorneremo. Vi do un rapidissimo aggiornamento per quanto concerne i casi, perché è arrivato pochi istanti fa il nuovo bollettino della Regione del Veneto con azienda zero. Siamo a 17.229 casi dall'inizio dell'emergenza, 9.679 i casi attualmente positivi, quindi siamo scesi ormai in maniera stabile sotto i 10.000 casi positivi attuali. 348 casi in più rispetto al bollettino di ieri, è un aumento consistente che varia a seconda delle province. La provincia che è cresciuta di più è quella di Verona. I decessi sono tanti, sono 18, soprattutto si sono registrati negli ospedali di Schiavonia, vediamo insieme, di Sant'Orso nel Vicentino, 3 a Dolo e 3 anche all'ospedale Polesano di Trecenta. Questi i dati, ci sono poi anche quelli positivi che arrivano dalle terapie intensive, perché i posti letto occupati di terapia intensiva sono 130, in ulteriore calo di 10 unità. Quindi questo dato, che è il dato più significativo per misurare l'indice di occupazione delle terapie intensive, è in costante calo, così come è in costante calo anche il dato dei pazienti ricoverati in area non critica, 1159 a livello regionale, meno 30 rispetto a 24 ore fa. Sul Polesine, e questo è per introdurre i miei 2 nuovi ospiti, abbiamo uno dei trend di crescita più bassi, anzi il più basso in Veneto. Rispetto a ieri 10 nuovi casi. La provincia di Rovigo attualmente ha 289 casi di positività al virus, è il dato più basso in Veneto, questo va sottolineato. Rovigo in questi 2 mesi è stata un po' un'isola, tra virgolette, ovviamente perdonatemi il termine, felice, soprattutto se raffrontata in termini statistici con le altre province. Siamo in collegamento con il direttore sanitario dell'USL 5 Polesana et Gargo Contato e con Mario Marzolla, direttore dell'unità operativa di sanità animale dell'USL 5 Polesana. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, direttore Contato, partiamo da lei e partiamo da questi dati. Il Polesine, dicevo, è il territorio che ha avuto un'evoluzione più, diciamo così, più felice, ovviamente il termine inappropriato, del coronavirus. I dati statistici dicono che è la provincia meno colpita, è così? Sì, fino adesso i dati ci confortano.
direi Isola Felice. Abbiamo lavorato tanto, io devo ringraziare qui tutti i miei collaboratori, tutte le persone che in questi 50 giorni si sono dedicati giorno e notte alla tutela di questo territorio e della sua popolazione. Una popolazione che, viste le caratteristiche, è anche tra le più anziane della regione. È una popolazione che comunque ha delle caratteristiche epidemiologiche particolari, ha una dispersione sul territorio abbastanza ampia. Non abbiamo grandi insediamenti produttivi, non è una zona dentro a percorsi turistici particolari. Forse questo sono anche quei motivi che in questa vicenda ci hanno aiutato, e appunto la dispersione sul territorio della popolazione, in un certo senso quell'isolamento sociale che è stata la caratteristica principale di questo periodo e di questa vicenda, in questo territorio hanno fatto un po' la differenza. Poi naturalmente ci siamo dati anche da fare. Noi abbiamo puntato tutto sul territorio, sull'isolamento fin dai primi momenti. Uno dei dati che lì non appare è appunto il numero di persone che sono state messe in isolamento fiduciario oppure in quarantena in tutto questo periodo. A fronte di 400 poco più casi positivi, noi abbiamo messo in quarantena praticamente quasi 2600 persone, ed è stata una scommessa che forse ha fatto un po' la differenza. Queste persone, secondo quelle che sono le regole date dalla Regione, puntualmente sono state chiamate a casa dai nostri collaboratori 2 volte al giorno per sentire come stavano, come andavano, se erano asintomatici, se avevano sintomi della malattia, e prontamente, nel caso in cui manifestassero dei sintomi, essere portati in ospedale. L'ospedale che anche in questo caso ha visto molta attenzione da parte di tutti. La divisione dei percorsi nel momento in cui si faceva l'accesso al pronto soccorso, a nostro avviso ci ha dato anche questo una mano notevole. I percorsi sono stati distinti, i volontari, anche la Croce Rossa, la Croce Verde, il fatto di posizionare un pre-triage fuori dall'ospedale prima che il paziente entrasse dentro, in un certo senso ci ha aiutato a mantenere un attimo i percorsi puliti, distinti da quelli sporchi. Abbiamo avuto anche la fortuna che da un punto di vista strutturale le malattie infettive erano praticamente attaccate al pronto soccorso, e in questo periodo il reparto di malattie infettive ha fatto da filtro a tutti gli ingressi, e quindi chi veniva ricoverato prima ed aveva sintomatologia tale da essere sospetto veniva ricoverato in malattie infettive, sottoposto a tampone, e nel caso in cui fosse positivo destinato ad un reparto Covid, che prima era collocato all'interno dell'ospedale di Rovigo e poi in seguito è stato posizionato su indicazione dalla Regione nell'ospedale Covid di Trecenta. E lì insomma le cose stanno anche qui adesso da noi. Stiamo assistendo alla fase calante di questa curva. La terapia intensiva si sta svuotando, ringraziando Dio. Abbiamo oggi ospiti 3 pazienti. L'area Covid, anche questa, si sta riducendo, e anche lì abbiamo meno di 40 persone ricoverate. Purtroppo, purtroppo anche noi abbiamo dovuto registrare dei decessi. Questo ci rattrista molto, perché negli interventi fatti abbiamo sempre posto molta attenzione agli anziani, alle persone che
e questi 28 decessi che nel quadro regionale magari sembrano la Cenerentola, però anche a noi pesano moltissimo. Certo, parliamo di 28 decessi, questo per dare un ordine di dimensione, 28 decessi in provincia di Rovigo sui 1244 totali registrati in tutto il Veneto. Senta direttore, poche sere fa in collegamento via Skype con noi ho chiesto al sindaco di Rovigo se si può parlare di un modello Polesine all'interno del modello Veneto di cui tanto si parla adesso a livello nazionale e internazionale, perché comunque i dati che ci siamo appena detti vi danno ragione della gestione. Ma modello, noi abbiamo applicato quelle che sono le regole che la Regione ci ha dato. Fin da subito la Regione si è, posta l'attenzione di dare delle indicazioni rispetto ai percorsi e alla modalità di gestire questo importantissimo evento. L'attenzione ai percorsi, l'attenzione ai contatti, tutte quelle cose che via via nelle varie indicazioni operative, nelle varie circolari la Regione ha posto. Quindi noi ci siamo, se c'è un modello Veneto che noi abbiamo applicato in maniera rigorosa, attenta, precisa, giorno per giorno, e dopo questa è una malattia strana, stiamo imparando giorno per giorno. Qui l'esperienza conta quello che quotidianamente si va a conoscere, si va a vedere. Abbiamo fatto tantissime esperienze in questo periodo. Una delle cose che dovremo porre attenzione magari nel futuro sarà quella dei contagi all'interno dei nuclei familiari, perché noi abbiamo contrastato moltissimo quelli che sono i contagi diciamo all'interno delle comunità. Poi la cosa che in parte ci ha aumentato i nostri numeri è stato l'accorgerci, poi stiamo parlando di tempi molto ristretti, che una volta che c'era un positivo all'interno del nucleo familiare gli altri componenti spesso diventavano positivi, perché pur essendoci tutte le attenzioni possibili, la comunione all'interno del nucleo, anche se andandola a rivedere, stando attenti e ponendo tutti quei e sostenendo e consigliando la famiglia anche nelle misure di sanità da adottare e di salvaguardia da adottare, diventa difficile mantenere quel nucleo familiare incolume da contagio. Direttore, Quindi, chiarissimo. Le chiedo un flash prima di andare in pubblicità che riguarda le strutture del territorio. Si sono registrati in questi giorni un po' di criticità tra Fratta e Ficarolo, se non sbaglio. Com'è la situazione attualmente? Guardi, sono direi unici due nuclei nell'area nostra che si sono realizzati. Sono dei nuclei di disabili. Noi abbiamo due strutture che ospitano soggetti con handicap, con disabilità grave, e lì proprio per la natura di questi ospiti, per l'affettività di questi ospiti, una volta che si ha un contagio, direi è praticamente impossibile tenerli indenni. In questi due casi noi immediatamente siamo intervenuti, abbiamo messo in isolamento i blocchi delle persone, i gruppi di persone che sono state e che si sono contagiate, abbiamo praticamente blindato le strutture e il problema è rimasto confinato lì. Per quanto riguarda la struttura di Fratta, stiamo facendo la tornata di tamponi per verificare quelli che si sono negativizzati e si cominciano già a registrare le prime negativizzazioni. Per quanto riguarda invece gli istituti polesani, anche lì appena abbiamo avuto il segnale di qualcosa, il segnale di presenza del virus, siamo entrati, abbiamo messo a disposizione competenze, personale,
presidi, tutto quello che serve per arginare questi fenomeni, e insieme con le strutture abbiamo messo in quarantena il blocco, isolandolo da tutto il resto della popolazione ospitata. Ficarolo su 252 ospiti, attualmente ce ne sono 60 di positivi che sono stati completamente isolati e sono seguiti da personale dedicato. Stessa cosa per quanto riguarda Fratta. Fratta è in una fase di recupero sostanzialmente, e queste sono sostanzialmente le due nostre realtà nell'ambito della parte residenziale. Direttore, grazie per l'aggiornamento puntuale. Adesso per noi c'è una breve pausa pubblicitaria, dopo ci ritroviamo per parlare soprattutto di sanità animale, perché anche su questo fronte ci sono importanti aggiornamenti. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta per parlare dell'emergenza sanitaria sotto vari profili. Ci siamo focalizzati sul Polesine, su quello che sta succedendo in provincia di Rovigo, provincia che ha avuto dei dati molto più gestibili rispetto ad altre province del Veneto. C'è stata un'organizzazione volta anche alla prevenzione che ci è stata spiegata dal nostro ospite Edgardo Contato, che è direttore sanitario dell'ULSS 5 Polesana, ma c'è tutto un tema molto più variegato per certi versi e nuovo, che è quello della sanità animale, perché il coronavirus riguarda di fatto tutti senza distinzioni. Questo lo abbiamo capito, e in queste settimane si sono sviluppati vari dibattiti anche attorno agli animali, soprattutto quelli domestici, con cui veniamo maggiormente in contatto. Mario Marzolla è il direttore dell'unità operativa complessa di sanità animale dell'ULSS 5 Polesana. Marzolla, cominciamo proprio da una domanda generale. Dobbiamo temere il contagio dagli animali? Parrebbe di no, ma vorrei il suo commento tecnico-scientifico su questo. Sì, allora come in campo umano noi dobbiamo attenerci a quelle che sono le conoscenze scientifiche validate scientificamente. A tutt'oggi quello che si sa per quanto riguarda l'uomo è una malattia importante respiratoria che può arrivare ad avere serie conseguenze. Si sa che l'uomo si infetta tramite un altro uomo oppure con la contaminazione dell'ambiente, mentre non si ha nulla di certo riguardo alla trasmissione del SARS-CoV-2 da uomo a animale. Se noi partiamo dall'origine è molto probabile che il virus sia entrato nell'organismo umano dal pipistrello, visto che il 96% del patrimonio genetico del coronavirus del pipistrello è analogo a quello dell'uomo. Quello che si cerca di capire, ma che non si sa, è se accanto a questa linea preferenziale di trasmissione vi sia un altro ospite intermedio animale. Quindi, oltre ad avere il passaggio dal pipistrello all'uomo, non ci sia anche la possibilità di un passaggio da pipistrello animale e da animale all'uomo. A tutt'oggi questi sono argomenti ancora in fase di valutazione. E i dati certi poi a livello di animali sono quelli riportati dalla bibliografia, quindi sono stati scientificamente provati. C'è stato un caso il 18 marzo ultimo scorso su un gatto in Belgio, 2 casi, un gatto e un cane a Hong Kong, e più recentemente un altro gatto che è stato ricoverato presso la clinica universitaria della Facoltà di Medicina Veterinaria di Liegi. In questo animale è stato isolato il virus a livello del vomito, animale che viveva in casa con una persona, con la padrona, che è risultata positiva al Covid. L'animale è guarito spontaneamente dopo 9 giorni e manifestando una sintomatologia clinica che è del tutto sovrapponibile a quello che succede in campo umano. Quindi anoressia, dispnea, difficoltà respiratorie, vomito e diarrea.
Allo stato attuale è quello che sappiamo. Il Ministero però ultimamente, anzi recentissimamente, il 14 aprile ultimo scorso, proprio per cercare di reperire informazioni sull'eventuale diffusione del virus negli animali da compagnia, segnatamente cani, gatti e furetti, perché sono gli animali che normalmente sono presenti nelle abitazioni degli italiani, ha emanato delle linee guida nazionali sulla gestione degli animali da compagnia infetti o sospetti infetti da SARS-CoV-2. Ecco, facciamo il punto proprio su questo, è molto, molto interessante. Si tratta di fatto del primo provvedimento ministeriale di questo tipo? Sì. Si tratta del primo e unico provvedimento al quale devono attenersi i comportamenti dei servizi veterinari pubblici. Qui faccio un piccolo inciso. I servizi veterinari pubblici si occupano di sanità pubblica. Questo cosa vuol dire? Che i servizi veterinari, pur agendo a livello di animale, hanno l'unico obiettivo di tutelare la salute pubblica. Tutelare la salute pubblica tutelando la salute animale, e questo nei vari campi: l'uso del farmaco, il benessere, l'alimentazione e le malattie infettive, e in particolare quelle zoonosiche. Dio non voglia, però il SARS può anche rivelarsi una zoonosi, quindi una malattia trasmissibile dagli animali all'uomo. Proprio in questa prospettiva, se dovesse realizzarsi con queste linee guida, con l'applicazione delle linee guida, ci troveremo non spiazzati perlomeno, oppure abbastanza pronti nel gestire la situazione. Di fatto, il Ministero è... Sì, prego, mi scusi dottor Martolla, prego. Proprio in questa linea si è mosso il Ministero della Salute emanando queste linee guida. Linee guida che hanno la finalità ultima di acquisire una serie di informazioni in modo da tenersi eventualmente presenti, preparati a un'eventuale scoperta che l'animale possa in qualche maniera diffondere il virus e contagiare l'uomo. Ecco, come si procede allora? Come si procede? Quali sono le modalità operative? Sì, allora queste informazioni tendono ad avere, queste azioni tendono ad avere informazioni relative all'eventuale presenza del virus negli animali, la sua diffusione nella popolazione, ma soprattutto l'eliminazione e la fase temporale di eliminazione nell'ambiente. E questo ci può dare delle indicazioni sull'eventuale infettività dell'animale rispetto all'uomo. L'ordinanza, o meglio le linee guida, prevedono due fasi, proprio definite come fase A e fase B. Nella fase A vengono contemplati i casi in cui in un nucleo familiare ci siano una o più persone in quarantena, infetti o sospetti infette, e in questa abitazione ci siano degli animali. L'evoluzione della procedura prevede una gestione dell'animale, l'eventuale movimentazione dell'animale per bisogni fisiologici, e la terza fase il tamponamento o comunque il prelievo. In questa situazione quindi animali a casa con proprietari in quarantena, infetti o sospetti infetti, la gestione dell'animale viene data al proprietario. Il proprietario che deve in queste condizioni utilizzare tutti i dispositivi di protezione che sono previsti per evitare il contatto tra uomo e uomo, quindi è fondamentale la mascherina e i guanti. La libertà di movimento per quanto riguarda i cani è concesso che l'animale possa venire portato all'esterno dell'abitazione per i suoi bisogni etologici, fisiologici, può essere accompagnato da un parente del nucleo familiare oppure da un'associazione protezionistica. È importante che all'atto dell'uscita per la passeggiata o per i bisogni fisiologici l'animale sia a guinzaglio e tenga le distanze che sono previste per le persone, quindi distanze di 1 metro da persona a persona, da persona a animale, da animale a animale. Un punto su cui il Ministero presta particolare attenzione è che questi animali devono, in caso di evacuazione delle feci, le feci devono essere raccolte. Questa è già una procedura in essere per il senso civico del vivere, ma in questa situazione è particolarmente importante proprio perché se l'animale dovesse risultare infetto, una delle vie preferenziali per l'eliminazione del virus sono le feci, quindi bisogna raccoglierle
chiuderle nel classico sacchetto e poi destinarle allo diciamo smaltimento. che è una procedura che a maggior ragione bisogna fare con... A maggior ragione adesso dovrebbe sicuramente essere più sentita. Per quanto Dottor riguarda... Marzolla, per la seconda parte abbiamo un momento di pubblicità, poi ci ricolleghiamo. Solo un attimo di pubblicità, dopo. Di nuovo insieme, di nuovo in studio per parlare di sanità animale collegata al coronavirus. Lo stiamo facendo con due ospiti, Edgardo Contato, che è direttore sanitario dell'ULSS 5 Polesana, e Mario Marzolla, direttore dell'unità operativa complessa di sanità animale all'interno sempre dell'ULSS 5 Polesana. Ritorno a lei, dottor Marzolla. Ci stava illustrando questa nuova ordinanza, questo nuovo decreto del Ministero della Salute per la sanità animale, che di fatto è la prima che prende in considerazione il tema della gestione degli animali. Lei prima ci ha spiegato la procedura che è in corso di adozione nei confronti degli animali, dei soggetti in quarantena, e c'è però una seconda categoria di animali presa in considerazione da questo decreto. Quale? Sì, che può essere collegata direttamente allo scenario A, che viene denominato dalle linee guida ministeriali, non sono ordinanze, linee guida ministeriali, scenario B. Mentre nel scenario di tipo A il Ministero di norma non ritiene necessario il campionamento sull'animale che viene affidato al nucleo familiare, data la necessità di ridurre i contatti interumani durante la quarantena e anche in considerazione del fatto che è preferibile utilizzare questi campioni ad oggi, vista la loro carenza in campo umano. Un elemento fondamentale è che chi andrà, nel caso specifico gli operatori sanitari, nel nucleo familiare per verificare la situazione delle persone umane, deve riportare sulla scheda segnaletica l'eventuale presenza dell'animale segnalato al servizio veterinario. E poi nelle successive indagini da remoto, come indicava il dottor Contatto, quindi delle 2 telefonate giornaliere, riportare se eventualmente il proprietario avesse notato un cambio di atteggiamento dell'animale, comunque manifestarsi di qualche sintomatologia clinica che in qualche maniera possa essere collegata alla presenza del SARS. In questo caso, leggo testualmente perché è un passaggio molto importante, nel caso in cui durante il monitoraggio da remoto si rilevino manifestazioni cliniche degli animali che richiedono l'intervento veterinario, virgola, il veterinario AS, cosa vuol dire? Vuol dire che queste procedure, molti degli elementi riportati sono stati mutuati da quello che è successo in campo umano. Si è cercato di ovviare a degli errori inevitabili dal mio punto di vista nella gestione iniziale della malattia, e quando si parla di intervento del veterinario, a mio avviso è indicato il veterinario curante, il veterinario libero professionista che ha sotto cura l'animale, in modo che il proprietario possa rivolgersi e il veterinario, conoscendo la storia dell'animale, possa fare una discriminazione tra una normale patologia oppure una sintomatologia SARS-CoV-2. In questo caso il veterinario curante avvisa il servizio veterinario dell'ULSS. Perché? Se trasferiamo il discorso in campo umano, il pronto soccorso all'inizio è stato invaso da persone che avevano una sintomatologia, infettando altre persone oppure infettandosi se non erano infette, e comunque procurando una chiusura del pronto soccorso in attesa della sanificazione. Il nostro pronto soccorso è il canile sanitario. Quindi il primo passaggio va fatto col veterinario curante. Successivamente, se il veterinario curante ritiene di aver rivelato una sintomatologia significativa, avvisa il veterinario AS, che il quale, secondo queste linee guida, sottopone al tamponamento l'animale ogni 7-14 giorni se è negativo, se è positivo li ripete ogni 7 giorni fino a che non si ha la negativizzazione. Questi campioni vanno inviati all'istituto zooprofilattico, nel nostro caso l'istituto zooprofilattico delle Venezie, con sede a Legnago, Padova, e lì vengono processati. Cosa si preleva? Il Ministero ha stabilito di poter fare, a seconda della specie animale e a seconda della tipologia dell'animale,
diversi prelievi. Per quanto riguarda il cane è previsto o un tampone nasale, o un tampone farigero, o un prelievo di sangue o un tampone rettale. Per i cani, per i gatti e i furetti o un prelievo di sangue o un tampone rettale. Perché questa scelta? La scelta va valutata dal veterinario ASL che deve fisicamente effettuare il prelievo, quindi sarà molto importante le dimensioni dell'animale, la docilità piuttosto che l'aggressività. Certo, su un cane aggressivo cioè nessuno io ho dato disposizioni in merito negative va a fare il tampone nasale, ma farà il tampone rettale, quindi per la ricerca del virus. Quindi, dottor Marzolla, diciamo che il filtro del veterinario di fiducia è imprescindibile nel caso in cui ci sia una sintomatologia sostanzialmente. Sì. Lo scenario B prende in esame direttamente quello che ho detto per quanto riguarda il canile. Qui le linee guida prendono in considerazione un animale che rimane da solo perché il proprietario o i proprietari sono stati ospedalizzati e quindi non c'è più nessuna possibilità di accudire l'animale. Questo scenario può essere applicato anche alla prima fase, alla fase A, qualora i proprietari degli animali, pur essendo al proprio domicilio, per qualche motivo, disabilità oppure perché non se la sentono, non sono in grado di accudire l'animale. In questa situazione il Ministero dà due soluzioni. Se c'è la possibilità di affidare questo animale a un parente, naturalmente presso il proprio domicilio, presso il domicilio dell'affidatario o a qualche persona di un ente protezionistico, la si fa. Devono però venire registrate queste persone presso il Dipartimento di Prevenzione di cui il servizio veterinario fa parte, in modo da poter verificare anche lo stato di salute delle eventuali persone. Allora, tutte quante le operazioni vanno fatte esclusivamente in sicurezza, quindi tutte le persone che hanno contatto con l'animale devono utilizzare i dispositivi di sicurezza, in maniera particolare le mascherine FFP2 come prevede la linea guida, e i guanti che dopo vanno ovviamente cambiati. Se questa possibilità non è percorribile, ovviamente prima di affidare l'animale si fa un tampone per vedere qual è la sua situazione. L'animale va portato al canile, che sarebbe, come ho detto prima, il nostro pronto soccorso. Allora, in questa situazione noi abbiamo preposto una procedura che, anche questa mutuata dall'esperienza in campo umano, cerca di evitare nel modo più assoluto possibile che vi possa essere una contaminazione degli altri animali, delle persone e comunque della struttura che se contaminata verrebbe meno nella sua attività istituzionale, quindi della raccolta, recupero, visita, vaccinazione, sterilizzazione degli animali vaganti o comunque animali di colonia. Questo, dottor Marzolla, questo sistema di fatto è già implementato nei canili del territorio dell'ULSS 5, cioè i percorsi sono già differenziati? Certo, ho fatto una procedura, allora essendo le linee guida emanate venerdì, io la procedura l'ho fatta domenica per evitare di trovarmi proprio in difficoltà. Allora, la procedura prevede che gli operatori devono lavorare innanzitutto in sicurezza. Quali sono gli operatori? Sono i cinovigili che fisicamente vanno a raccogliere l'animale e poi lo portano al canile e i veterinari che poi gestiscono l'animale. Quindi gli operatori devono essere dotati di tutto quanto quello che è, portano l'animale al canile, nel trasbordo vi è un percorso dedicato e gli animali vengono scaricati, l'animale viene scaricato in un locale che abbiamo individuato sempre all'interno del canile, un vecchio ambulatorio che abbiamo messo in attività, che è fisicamente separato sia da dove, sia dalla restante parte dell'ambulatorio, degli ambulatori, degli uffici amministrativi e quant'altro, sia dalla parte destinata al ricovero degli animali. In questo locale ci sono delle gabbie destinate a cani di piccola taglia, gatti e furetti, mentre per i cani di grossa taglia abbiamo individuato 2 box esterni contumaciali che noi normalmente utilizziamo per la profilassi della rabbia. Chiarissimo, dottor Marzolla. Direttore Contato, chiudo con lei, anche questa è di fatto prevenzione, torniamo al discorso di prima. Assolutamente, penso che oggi abbiamo trattato un aspetto che forse anche nel sentore comune delle vicende che oggi ci stanno colpendo può essere considerato a margine, no?
perché oggi i problemi sono tantissimi ed enormi. Sono i problemi di quelle persone che sono decedute, i problemi della comunità che deve vivere una crisi economica notevole. Però insieme a queste cose ci sono anche tutta una serie di rapporti, di affettività che girano attorno agli animali e anche in questo caso in un episodio come questo, che è nuovo, tutto da comprendere, bisogna porci nelle condizioni di sicurezza massima. Anche in questo caso sia il Ministero che la Regione ci ha dato delle indicazioni. Noi come operatori di questo servizio, di questo sistema, siamo attenti a far sì che queste regole vengano puntualmente applicate. Questo forse è una di quelle cose che attiene al sistema veneto o il sistema polesano, di porre attenzione a partire dai primi punti della filiera di chi fa salute, proprio per cercare di tutelare al massimo tutti secondo le varie modalità. Direttore, grazie mille, grazie a entrambi i miei ospiti, Edgardo Contato, direttore sanitario dell'USL 5 Polesana, e Mario Marzolla, direttore dell'unità operativa complessa di sanità animale, sempre dell'USL 5 Polesana. Buongiorno, grazie. Buongiorno a lei, grazie. Siamo alle battute conclusive di questa diretta straordinaria. Noi ci ritroviamo alle 17:30 per commentare le notizie della giornata, a cominciare dalla nuova ordinanza regionale che, vi ricordo, in un'ultimissima battuta prevede, di fatto va ad anticipare con questa ordinanza firmata poco fa dal governatore Zaia, alcune deroghe alle restrizioni nel commercio. Viene dato il via libera nella regione alla vendita del cibo per asporto nei take-away, pasticcerie e gelaterie. Finora era possibile solo la consegna a domicilio, mantenendo il divieto di consumo all'interno dei locali dell'esercizio. Negozianti e clienti dovranno avere mascherine e guanti e rispettare il distanziamento di 1 metro. Altro allentamento riguarda le aperture di librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini, non più 2 giorni alla settimana, ma volendo anche tutti i giorni. Tutti i dettagli ovviamente a partire dalle 17:30 e nei nostri notiziari serali. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.